Buongiorno, buongiorno a voi telespettatori, rieccoci in edizione straordinaria con i nostri telegiornali perché c'è da raccontare un'altra giornata molto difficile che si preannuncia molto difficile già da questa mattina per Venezia. Non fosse bastata l'acqua grande a 187 centimetri, seconda più alta di sempre dopo quella del 66 di martedì notte, tutte le conseguenze poi che avevamo raccontato nella lunga maratona di mercoledì ieri, solo il tempo di rifiatare e poi nuovamente questo picco, lo sapevamo, l'avevamo annunciato, era atteso questo preoccupante picco per oggi a 145. Cosa è successo? È successo che il vento di scirocco ha creato dei problemi, raffiche sempre più forti e quindi il modello è stato rivisto e la previsione alle 11:20 è stata rialzata, prima era rialzata a 150 e poi a 160 centimetri. Questa è la previsione alle 11:20 del centro maree di Venezia, quindi una situazione molto difficile in una città già profondamente colpita che stava cominciando a contare i danni e potrebbe dover contare altri nuovi danni. Dunque una situazione emergenziale che vi raccontiamo a partire da adesso. La situazione è critica, peraltro in previsione anche sul fronte montagna, ne parleremo con i nostri inviati. C'è ovviamente anche preoccupazione per il livello dei fiumi, proprio in conseguenza di quello che accade in montagna, lo abbiamo detto anche questo già ieri nei nostri telegiornali, quindi cercheremo anche di capire nel corso della giornata e della mattinata come si sta sviluppando questa allerta per quanto riguarda i fiumi. Per adesso la situazione è tranquilla. Preoccupa ovviamente Venezia e allora noi fra pochissimo ci collegheremo con Christian Arboit e Paolo Barbato che sono a Venezia, una Venezia che ha visto oggi la presenza in questo momento tuttora del capo dell'opposizione, del leader della Lega Matteo Salvini, che sta facendo un sopralluogo proprio nelle zone che hanno maggiore criticità in questo momento, accompagnato dal governatore Luca Zaia. C'è stato anche un incontro a Cafarsetti con Luigi Brugnaro e il ministro per i rapporti col Parlamento D'Incà. Allora vi facciamo subito sentire le parole di Luigi Brugnaro che ha mandato questo messaggio via Facebook poco fa. Erano le 9:20, sentite la situazione su Piazza San Marco, vediamo. Sono le 9:20 e adesso sono costretto a far chiudere la piazza, adesso stiamo dando gli ordini alla nostra polizia locale, ai carabinieri, chiudiamo la piazza per ogni evenienza in maniera tale da non mettere a rischio l'incolumità delle persone. Chiedo scusa a quelli che sono un attimo in disagio, per qualche ora poi la riapriamo. Allora questa è la situazione, avete sentito a Piazza San Marco, quindi per evenienza è stata chiusa la piazza, avete sentito anche le raffiche di vento che si sentivano in audio. La situazione è questa. Poco fa dicevamo l'arrivo di Matteo Salvini è un primo giro. Allora ditemi se c'è il collegamento con Christian Arboit e Paola Barbato. Fra pochissimo adesso vi facciamo vedere due immagini del passaggio di Matteo Salvini insieme a Luca Zaia proprio a Piazza San Marco poco prima che evidentemente venisse chiusa. Vediamo se la trovo in questo momento. La situazione è difficile e peraltro ci ricollegheremo anche con Tiziana Bolognani fra poco. Eccolo qui, dovrebbe essere questa, eccolo qua. Questo è Matteo Salvini, eccolo qui, vediamo se si sente anche l'audio. Lo facciamo vedere dall'inizio, eccolo qui. Questo è Matteo Salvini insieme a Luca Zaia, vedete il livello dell'acqua è molto alto e il leader della Lega è giunto, l'ex ministro è giunto proprio a Venezia, lo aveva annunciato già ieri per osservare la situazione, ha anche rilasciato delle prime dichiarazioni proprio su quanto ha visto per ora. Ha scritto, ha detto non è più tempo di perdere tempo, eccolo qui, abbiamo Zaia in collegamento in diretta, sentiamo. Le previsioni ce le abbiamo, portato in massima allerta da oggi fino a domenica. La speranza è una sola, che inizi a fare freddo e quindi se ne va.
sto scirocco, sto caldino, sto vento che mitiga, e il freddo riporterà tutto all'invernata, che è quello che dobbiamo aspettare, no? Il freddo farà calare le acque, bloccherà lo scongelamento delle nevi in montagna, e ne abbiamo tanta neve, anche in questo momento sta nevicando. Abbiamo una previsione di 120 centimetri, scusate, di acqua e di neve in montagna in 2 giorni. È tanta se non fa freddo, perché viene giù. Siamo costretti ad ammettere il riscaldamento globale? Ma guardi, io questo non glielo so dire, so che se guardo le maree storiche fino dall'800 si vede che ciclicamente si presentano queste maree. Vedo che comunque il clima sta cambiando, però la storia ci insegna che il clima spesso cambia. Provanessia, qualcuno si è offeso perché ho detto ma ci sono i fossili in montagna. Sì, ci sono i fossili marini in montagna, il che non vuol dire che disconosco i cambiamenti climatici. Dico che i cambiamenti climatici nella storia della Terra ci sono sempre stati, e purtroppo adesso ne paghiamo il conto. L'uomo ci mette del suo, perché comunque comportandosi male e non avendo comportamenti adeguati e rispettosi dell'ambiente accelera questi processi. Ragazzi, vi chiedo se lo posso portare. Ma guarda, a fronte dei danni la stima certa è quella che la faremo quando a bocce ferme, dico che sono decine di centinaia di milioni di euro, questo è poco ma sicuro. Qui non la si risolve con 50-100 milioni di euro. Ve lo dico per l'esperienza da commissario che ho già per 2 grandi tragedie. No, adesso io... Commissario, scusi, mi ricorda dove? No, lo porto io. Ah, scusami. Scusa. Peggio, bene. Ci siamo, io non sento perché. Perché io non sento? Io ho controllato. Allora facciamo... Ci siamo. Ciao. Che cosa vediamo adesso? Quello lì era meglio la piazza. Allora, queste sono le parole raccolte poco fa da nostro Christian Arboit insieme a Paola Barbato da Piazza San Marco, poco prima evidentemente che venisse chiusa, nelle vicinanze della Basilica di San Marco, dove era l'appuntamento con Matteo Salvini. Possiamo anche far vedere la situazione in questo momento, ringraziando Local Team, com'è la situazione live in questo momento a San Marco. Vedete, ecco, una Piazza San Marco nuovamente invasa dall'acqua, e siamo davvero a un livello rischiosissimo, perché potrebbe tracimare e andare verso i negozi. Siamo verso tutto quello che si trova nella zona marciana. Ecco perché il sindaco ha fatto chiudere Piazza San Marco, come abbiamo visto poco fa. Non so se abbiamo in collegamento in diretta il nostro Christian Arboit, che abbiamo raggiunto, che ci ha mostrato poco fa, ci ha inviato le prime parole del governatore Luca Zaia. Avete sentito, ha detto: la speranza, ha incrociato le dita, è che ci sia freddo in montagna, perché il timore è che l'accumulo di neve poi sciolga la neve e il vento porti poi ad ingrossare i fiumi che poi non riescono a scaricare verso il mare, e quindi la situazione diventerebbe poi un secondo fronte davvero terribile. E lo scenario, l'aveva già annunciato, potrebbe essere quello del 2010. Restiamo però su Venezia, non abbiamo ancora credo il nostro Christian Arboit, ma potremmo vedere se abbiamo qualche altro contributo da mostrarvi. Allora, intanto vi ricordo ieri l'arrivo, il secondo passaggio del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha fatto visita poi a Pellestrina, e poi il Consiglio dei Ministri, quindi i primi 20 milioni di euro stanziati per Venezia. Ovviamente si tratta di poco, ma sono i primi fondi stanziati immediatamente. Lo sappiamo, la conta dei danni già potrebbe superare il miliardo soltanto per quello che è accaduto nella notte dei 187 centimetri di acqua alta. Vedremo cosa potrebbe succedere oggi. Speriamo che non si vada oltre i 160, ma già i 160 è una situazione che prevede dei danni. Allora, abbiamo bisogno di capire se riusciamo a collegarci con
il nostro Christian Arboit. Nel frattempo non so se abbiamo la possibilità di sentire al telefono Tiziana Bolognani per capire anche il fronte della montagna. C'è una riunione, un tavolo tecnico importante in prefettura. Allora chiedo alla regia, chiedo anche a Francesca Bozza che sta coordinando di poter sentire intanto Francesca Bozza in attesa di collegarci con Venezia, perché ovviamente la nostra attenzione in questo momento, visto anche l'attesa del picco alle 11:20, è per Venezia. Allora io adesso rimetterei questa situazione, sto cercando di capire se riusciamo a collegarci anche con il nostro direttore Luigi Bacialli, che si trova proprio a Venezia in questo momento e potrebbe darci anche la sua testimonianza. Una testimonianza importante, lo faremo fra pochissimo. Ditemi se abbiamo qualche collegamento, se no io continuo e potrei far vedere. Ok, abbiamo la nostra Tiziana Bolognani al telefono. Tiziana, allora adesso tutte le attenzioni sono concentrate su Venezia questa mattina, stiamo aspettando questo picco da 160 centimetri alle 11:20, ma ovviamente non possiamo dimenticare quello che potrebbe accadere, quello che sta accadendo in montagna. Tiziana. Sì, buongiorno a voi. Io in questo momento mi trovo in prefettura a Belluno, dove a breve inizierà un vertice di protezione civile con tutte le forze in campo, perché da ieri sera a Belluno ci sono iniziati ad attivare in tutta la provincia i COC, i centri operativi comunali. Ci sono scuole chiuse in 37 comuni, in altrettanti comuni sono stati aperti i centri di protezione civile, quindi la situazione che si sta prospettando, lo scenario che si sta prospettando in questo momento è di poco inferiore rispetto alla portata di Vaia. C'è molta preoccupazione perché in questo momento da previsioni del tempo è iniziato a soffiare il vento ed è un vento sufficientemente caldo da far temere che le precipitazioni diverranno nella parte centrale della giornata, così come prevede ARPAV, ancora più insistenti, ancora più abbondanti, ed è particolare capire e sapere per tutti naturalmente che la neve prevista in abbondanza durante tutto l'arco della giornata in questo momento non sta accadendo in montagna. Si comunicano, ci danno segnalazioni di nevicate a Cortina, però nel resto dei comuni della provincia sta piovendo, piove abbondantemente e la situazione è quella tipica dei temporali estivi. C'è molto vento, ci sono moltissimi tuoni, il cielo è sufficientemente scuro ed è brutto presagio. Poco fa ho incontrato l'assessore alla protezione civile del comune di Feltre, Adis Zatta, che risalendo per la 50 del Grappa e Passorolle mi ha detto che ha già incontrato degli escavatori che si stanno portando verso lo sbarramento della diga di Busche. Lo ricorderete l'anno scorso, il punto che ci ha segnalato quale poteva essere la portata del fiume Piave e quindi c'è preoccupazione. Lì in questo momento il livello dell'acqua si sta alzando in maniera preoccupante. Noi ora stiamo aspettando che inizi la riunione poi per avere i dettagli anche su come la macchina organizzativa della protezione civile si sta mettendo in moto in provincia di Belluno. Potremo avere notizie evidentemente tra poco, insomma, più o meno attorno alle 11:30. Vi dico che i passi dolomitici sono chiusi da ieri, in particolare il passo Cimabanche, il passo Montecroce e Comelico verso la Valpusteria, dove ci hanno segnalato, verificate questa mattina con la polizia stradale, situazioni molto preoccupanti nella parte che confina proprio con la provincia di Belluno. Lì si segnalano già famiglie senza corrente elettrica, almeno 2000 famiglie. Ci sono stati all'incirca 500 interventi nelle ultime 24 ore, interventi dei vigili del fuoco. Ci sono
dei piccoli smottamenti, per fortuna possiamo parlare di piccoli smottamenti. Sto vedendo il sindaco di Belluno in questo momento che sta raggiungendo il tavolo della prefettura. È stato proprio il sindaco ieri di Belluno in un suo videomessaggio a informare la cittadinanza non solo sulla chiusura delle scuole, ma anche per dare consigli in relazione ai comportamenti che debbono essere tenuti da tutti i cittadini nelle prossime ore, e cioè proprio in funzione del fatto che è previsto fortissimo vento, di togliere dalle vicinanze della casa, attorno alla casa, oggetti che potrebbero volare, di assicurarsi che di tenere in casa candele e anche pile, di caricare il telefono cellulare perché potrebbero esserci dei blackout improvvisi, e anche di fare la scorta di bottiglie d'acqua, perché in questo momento l'acqua che esce dai nostri rubinetti è potabile, però come abbiamo avuto esperienza, microbatteri, microorganismi si possono insinuare all'interno dell'acquedotto e quindi possono inquinare, rendere non potabile l'acqua. Questo per il momento da Belluno. Io vi richiederò la linea non appena si concluderà questo vertice in prefettura, per darvi notizie più puntuali e più precise, anche per capire in che modo ci si sta preparando a questa nuova ondata di maltempo che sta preoccupando davvero tanto tutti i bellunesi. Bolognani, grazie Tiziana Bolognani davvero per questo aggiornamento. Mi lasciate le immagini, ecco, queste sono le immagini di Venezia. Possiamo anche utilizzare le immagini di Local Team quando vogliamo. Questo è il governatore Zaia nel suo sopralluogo. Io sto cercando di chiamare, fatemi un cenno dalla regia, il direttore in videochiamata WhatsApp per poter parlare con lui, con il nostro direttore Luigi Bacialli. Io da qua ho qualche problema. Allora, questo dicevamo, ecco, vi dico cosa ha detto Salvini poco fa. C'è lo zaino, c'è il nostro collegamento allora con Christian Arboit. Allora chiedo a Francesca Bozza se riesce intanto a poi mettersi in collegamento col direttore Luigi Bacialli per la situazione che ci può documentare in chiamata WhatsApp. Grazie a Francesca Bozza. Christian Arboit, ti vedo con il governatore Zaia. Allora, a te. Devo trovare? Sì, Nicola, buongiorno a te. Telespettatori, sono qui con il governatore Zaia, reduce da un sopralluogo in Basilica San Marco con il segretario Salvini. Un nuovo sopralluogo, governatore, com'è la situazione? È drammatica, la vedete alle mie spalle, l'altezza dell'acqua vuol dire questa altezza che sarà già 1 metro dentro nella basilica, dentro nelle case, dentro nei negozi, con devastazione totale, visto e considerato che l'acqua entra, fa i danni, e questo è il danno diretto, poi se ne va e lascia il ricordino che è il sale, quindi la salsedine che devasta tutto, devasta muri, devasta pavimenti, opere d'arte, mosaici, devasta anche tutti gli impianti elettrici, quindi i danni sono inimmaginabili. È arrivato il governo, mezzo governo, il presidente Conte, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha stanziato i primi 20 milioni di euro, bastano? Ma no, non bastano, i 20 milioni servono solo per i panini e le bibite, per chi mi si passi questa battuta fa e si occupa dei soccorsi. Non è una polemica, ma dico che poi ci vogliono gli stanziamenti veri, che sono quelli dell'indennizzo di tutti i danni che ci sono stati, sono decine di centinaia di milioni di euro, questo è quello che posso dire. Poi voglio anche dire che è fondamentale che vengano tutte queste autorità. Sento magari qualche veneziano che fischia e che dice allora, se non ci vengono perché non ci vengono, se ci vengono e perché ci vengono. Io penso invece che sia fondamentale che vengano tutti quelli che possono venire, in maniera tale che teniamo alta l'attenzione rispetto a questa tragedia. Ecco, tenere alta l'attenzione, tra l'altro lei adesso vola a Roma per parlare di... No, oggi no. Oggi no, è stata rinviata proprio in virtù della calamità, è stata rinviata al 27 di questo mese, quindi fra una settimana. Vi devo salutare. Grazie. Grazie governatore, grazie. Grazie governatore. Allora il governatore ci ha dato anche la notizia, volevo chiedere anche a lui direttamente, ma l'ha già anticipato, quindi il 27 di novembre ci sarà il vertice con il ministro Boccia, non più oggi quello che era considerato il D-Day per l'autonomia. Evidentemente la situazione di Venezia ha preso il sopravvento, quindi il 27 di novembre ci sarà questo
incontro. Allora, Cristian, raccontaci un po' quello che vedi e quello che hai potuto constatare anche del sopralluogo di Salvini. Sì, Nicola, adesso non ti sento più, comunque ti faccio un po' la cronaca della mattinata. Noi siamo arrivati con Paola Barbato in piazza San Marco verso le 7:30, 8. La situazione già stava cominciando ad andare fuori controllo. Diciamo che la marea ha anticipato anche i tempi, il picco è atteso nei prossimi minuti. Le passerelle, come vedete, sono già state tolte da tempo, questo per evitare appunto che la marea le sollevasse e le portasse in giro. Ecco, il segretario Salvini che abbiamo intervistato, poi vi manderemo i contributi. Salvini ovviamente dice che servono risorse straordinarie, ha ribadito che serve una cifra perlomeno di 1 miliardo di euro e ha confermato che la Lega in finanziaria inserirà un emendamento per 100 milioni di euro. Poi il sopralluogo è andato avanti all'interno della Basilica con il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin che ha mostrato i danni provocati dalla marea dei giorni scorsi. Anche Tesserin fra poco sarà nostro ospite ed entreremo appunto nel dettaglio dei danni riportati dalla Basilica. Abbiamo sentito anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che lancia un appello ai cittadini, quello di documentare il più possibile, di scattare fotografie, di documentare quindi quello che è successo, perché nei prossimi giorni, quando l'emergenza finirà e si aprirà la fase della conta dei danni, sarà indispensabile avere appunto tutto questo materiale, perché poi si dovrà parlare evidentemente di risarcimenti. Lo stesso Brugnaro, alla Brugnaro abbiamo chiesto se quella di Berlusconi, di Conte, di Salvini sia stata una passerella. Brugnaro ci dice no, in questo momento ci serve l'aiuto di tutti, l'aiuto del governo, l'aiuto delle forze politiche. La città di Venezia ne ha un estremo bisogno. Questo diciamo così questa è la sintesi della mattinata qui in piazza San Marco. Fra poco dovrebbe arrivare anche il ministro Franceschini. Carlo Alberto Tesserin ci ha confermato che una visita è prevista per le 11:15. A te la linea, adesso non ti sento più, a te la linea, Nicola. Allora, ripristiniamo il collegamento il prima possibile, perché ho bisogno di chiedere un paio di cose a Cristian Arboit. Allora, avete sentito, insomma, la situazione è questa. Volevo chiedere un po' anche a Cristian se ha incontrato, insomma, nel suo arrivare, nel suo giungere a Venezia e nel suo arrivare in zona, se ha incontrato qualche commerciante o qualcuno, perché questo è un secondo colpo ovviamente che non ci voleva, anche se atteso. Vi dico nel dettaglio alcune parole di Salvini che poi vi proporremo dal vivo, insomma, nell'intervista realizzata proprio da Cristian Arboit. Non è più tempo di perdere tempo, questa città grida aiuto, ha detto Salvini, c'è bisogno di mettersi tutti insieme per ultimare il Mose. Insomma, il grido un po' di questi giorni dopo la notte di paura, la notte del disastro è stato questo, lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Le cose non si lasciano a metà, non siamo qui a distribuire colpe, questo anche un po' in merito alle polemiche per le dichiarazioni delle ore successive all'Acqua Granda. Non siamo qui a distribuire colpe, ma l'opera va finita per evitare che in futuro si ripetano cose simili. Salvini ha sottolineato che gli emendamenti della Lega alla manovra servono proprio ad accelerare e far funzionare il Mose subito. E poi c'è stato comunque l'attacco politico, un po' quello che ha detto anche Berlusconi ieri: con Toninelli abbiamo perso un anno e speriamo che ora i 5 Stelle non rallentino come hanno fatto in passato. Ha concluso ieri invece i 5 Stelle hanno replicato, insomma, ricordando un'opera voluta proprio in qualche modo, inaugurata proprio da Berlusconi, almeno nel primo cantiere
tanto tempo fa. Allora, noi continuiamo a vedere le immagini, questo è Luca Zaia, lo vediamo da Local Team in questo momento, Luca Zaia che sta percorrendo la piazza San Marco per rendersi conto un po' della situazione. Torniamo allora da Christian Arboit. Volevo chiederti, Christian, mi senti? Sì, ti sento allora, adesso. Con questa situazione, com'è la situazione per i negozi, per i ristoranti, per i bar? Ovviamente sono chiusi, ma ci sono criticità evidenti, quelle che riesci a vedere? Allora, Piazza San Marco è completamente allagata, c'è qualche turista che si sta avventurando, lo vedete anche nelle immagini, ma è una piazza deserta, è un lago sostanzialmente, ma questo lo vedete, le passerelle appunto sono state... nel portico, diciamo, tu sei davanti alla basilica, eccola qui, la basilica ferita. Sì. Se riesci ad avvicinarti a qualcuno per poter sentire anche qualche testimonianza, Sì. ti volevo chiedere appunto, quando ti sei avvicinato, mi sto avvicinando. nel tuo viaggio verso San Marco, sei riuscito a sentire qualcuno, comunque a percepire un po' ovviamente il disagio, la rabbia, la rassegnazione di chi si vede colpito nuovamente? Ma guarda, c'è un atteggiamento bivalente anche sulla passerella dei politici di questi giorni. Ci sono veneziani che ovviamente si sentono un po' strumentalizzati dalla politica, da queste passerelle per l'appunto, e invece c'è chi dice invece no, vogliamo che lo Stato, vogliamo che la politica ci stia accanto in questo momento di profonda difficoltà. Adesso, Nicola, mi sto avvicinando. Questi proviamo sono colleghi a sentire giornalisti, credo. Qualcuno. Non è facile, qua sono tutti colleghi giornalisti. Certo. Non è facile, come vedi. Non è facile avvicinarsi. Adesso ci sta aspettando anche Carlo Alberto Tesserin, proviamo a vedere. Allora, come vedi la situazione, bisogna essere equipaggiati, io non lo sono particolarmente, anche perché appunto la situazione questa mattina, tra l'altro sono introvabili e tanti si stanno lamentando anche di questo, gli stivali da pesca sono ormai merce rarissima. Da Treviso in giù. Questo negozio con l'acqua all'interno, prova a vedere se riesci ad avvicinarti a questo negozio che ha inquadrato la Paola. Esatto, sì, un attimo perché mi devo... Certo, no, fai pure ci con sono calma, degli ovviamente. scalini. Non è facile un attimo che aiuto Paola, certamente, Barbato, ovviamente, perché... certo. Allora vediamo cosa ci dice questa signora o questo signore. Buongiorno signori, siamo in diretta su Antenna 3. Posso chiedervi com'è la situazione? Niente Nicola, signori, immagino. sono, come hai visto, assolutamente indaffarati perché immagino. Anche questa mattina, come ti dicevo, la situazione è più complicata del previsto, più complicata del previsto. Aggiorno un attimo la come vedi tanti giornalisti, sì. Aggiorno un attimo la situazione della marea. Marea attuale a 145 cm, dice appunto il centro maree. È confermata la previsione a 160 cm per le 11:20. Intanto per domani vedete ci sono delle previsioni più umane, chiamiamolo così, con una marea sostenuta, e anche per domenica 110 cm alle 11:55 di sabato, 100 cm alle 12:30 di domenica, però chiaramente si tratta di previsioni che come è accaduto per la previsione di oggi potrebbero essere riviste al rialzo. Allora ti chiedo se puoi avvicinarti nuovamente, ecco, sentiamo se c'è qualcuno qui da sentire. Ecco, sì Nicola, sono qui con un... Simone Waba, sì. Ecco Simone, cosa stai facendo?
Fondamentalmente sto cercando di far entrare meno acqua possibile, ma nonostante le paratie, 2 pompe funzionanti, l'acqua è acqua e comunque continua ad entrare. La situazione è abbastanza tragica e oggi è anche meglio dell'altro ieri, quindi un'emergenza senza fine. A quanto pare sì, più che altro il problema adesso è capire quando potremo riaprire e quando risolveremo tutte le magagne che si sono create all'interno dei pozzi. Purtroppo, non so neanche io cosa dire onestamente. Quanti danni avete quantificato finora? Non funziona neanche un frigo praticamente, i frighi non funzionano, l'impianto elettrico non ne parliamo. Quantificare i danni adesso secondo me è ancora troppo presto onestamente, però tanti, c'è un bel po' di danni. Ci vorranno settimane per tornare alla normalità? Non so, io vedo che comunque qua ci si dà tutti da fare e secondo me nell'arco di, non so, una settimana probabilmente sì, settimane forse no. Fondamentalmente siamo abituati, il problema è che questa volta è estremamente eccezionale, quindi il danno è estremamente eccezionale, anche quello di conseguenza. Ci vorrà un bel po' di tempo sicuramente, adesso ci si rimbocca le maniche e prima o poi insomma. In quanti lavorate qui? Siamo in 3 persone adesso che siamo in bassa stagione, 3 in bassa stagione, 4 in alta e siamo tutti a casa ovviamente, perché più di tanto non si può fare, ecco, fondamentalmente, purtroppo. Ecco, grazie Simone, grazie. Ecco Nicola, questa è una testimonianza, una delle tante che oggi raccoglieremo. Ovviamente tutti sono indaffarati con gli aspiratori, con le pompe idrauliche. Allora ascolta, facciamo così, Cristian. Mi stai sentendo? Sì, io ti sto sentendo, sì. Bravissimo. Ascolta, io direi, mentre tu magari torna a raggiungere il governatore Zaia, che vedo sta continuando il suo giro, ecco, vedo di nuovo Salvini adesso in questo momento. Allora, se riesci a raggiungere Zaia, che è con Salvini nuovamente, sì. Lo raggiungi. Nel frattempo mentre lo raggiungi, io direi che possiamo collegarci al telefono con... Però non del lei. Eccolo qua, questo è Salvini. Ma se non rompiamo le scatole, perché penso che sia abbastanza... No, è qua, l'ho appena lasciato. Sì. Matteo ti ho perso. Buongiorno. C'è Alberto? Siamo nella gioielleria di Barbara Hatton, nel top del top. Questo è Salvini che sta continuando a girare per vedere un po' la situazione dei negozi dell'area marciana, evidentemente colpiti non solo dalla marea a 187 cm di notte, quanto nuovamente da oggi, essendo l'area marciana insomma tra le più basse, quindi quella sempre più colpita dall'acqua alta. Tra poco, ricordo, la marea prevista alle 11:20 di 160 cm, quindi la situazione peggiorerà ancora perché in questo momento la marea è a 145, come abbiamo visto prima dalla nostra aggiornamento del centro maree. Allora, continuiamo a vedere, facciamo così, io direi di continuare a vedere le immagini di Local Team fino a che il nostro Cristian non raggiunge Salvini, così magari riusciamo a sentirlo in diretta. E mentre vediamo le immagini di Salvini, cerchiamo il nostro Lorenzo Maier che deve darci un aggiornamento poi sull'altro fronte veneziano, le isole, e quindi sostanzialmente anche Pellestrina e le criticità molto forti di Pellestrina. Non so se abbiamo già in collegamento Lorenzo Maier, fatemi sapere. Teniamo queste immagini mentre parliamo con Lorenzo Maier in attesa che Christian Arboit raggiunga Salvini. Abbiamo Lorenzo Maier? No. Non ancora.
Allora facciamo così, Lorenzo Maier ha poco fa intervistato il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarolo, ecco, eccolo qui. Allora facciamo così, in attesa di Lorenzo Maier, mentre lo chiamiamo, aspettate un secondo, abbiamo un mini reportage realizzato al volo dal nostro direttore Luigi Bacialli, che da veneziano ovviamente racconta la sua città in questa situazione. Allora ci ha mandato proprio un video di questo, in questo momento, lo facciamo vedere, aspettate un attimo che predispongo la possibilità di poterlo vedere, e così ci racconta, ci fa una cronaca della situazione in questo momento. Aspettate che ovviamente la tecnologia mi venga in aiuto. Se siamo pronti facciamo vedere il nostro direttore Luigi Bacialli tra le calli di Venezia. Eccoci qua, buongiorno, 10:20, siamo in zona salute proprio a 2 passi dalla Basilica, e 1:45 ovviamente, come potete vedere, le case che sono, in genere sono quelle più protette perché è una zona abbastanza alta, a 1:45 vanno sotto, no? L'acqua già entrata non entra soltanto dalle oltre le paratie, ma anche dai pavimenti, sale da lì. Andiamo a vedere in qua verso il Canal Grande, c'è Santa Maria del Giglio, dove di solito arriva la gondoletta. Ovviamente qua rifiuti dappertutto, l'acqua all'interno delle abitazioni sale anche dai pozzi neri, per cui dentro le abitazioni c'è un odore tremendo. E qui siamo in Calle San Gregorio che porta alla salute. Questa è la chiesa di San Gregorio. Questo qui si salvano perché hanno alzato il pavimento, e qui invece da quest'altra parte non c'è alle acque alte, basta che siano oltre 1,35, 1,40 si va sotto anche qua. Andiamo, vediamo qua. Praticamente il Canal Grande è entrato in questa calle e ovviamente ha allagato tutto il sestiere e non c'è niente da fare. È passato nella zona della Laguna, qui di solito i turisti prendono la gondola per andare dall'altra parte del Canal Grande. Allora, questo è una prima parte, fra poco vi faremo vedere un altro contributo del nostro direttore, grazie al nostro direttore Luigi Bacialli che ci sta aggiornando anche lui in diretta, ne facciamo vedere un altro fra pochissimo. Sentiamo Lorenzo Maier da Pellestrina. Com'è la situazione, Lorenzo? Buongiorno Nicola, dunque qui la situazione questa mattina intorno alle 9 era già di allerta massima tra i residenti. Per fortuna ora la situazione è un po' migliorata rispetto alla mareggiata eccezionale dell'altra notte, in quanto non funzionano le pompe, quelle fisse sono sempre fuori uso, però sono rimasti qui i mezzi con le pompe mobili della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, e quindi questo ha fatto sì che la situazione pedonale per quanto riguarda la viabilità, il percorso dell'auto eccetera sia abbastanza migliorata comunque rispetto all'altra sera. Comunque la situazione è molto molto difficile perché l'acqua sta salendo ancora, si prevede una massima tra circa un'ora e siamo proprio sul filo. Se venisse superato di qualche centimetro l'isola sarebbe nuovamente allagata completamente, perché non bastano ovviamente le pompe mobili per mettere a sicuro tutta l'isola.
Ieri la visita di Conte come è stata commentata lì a Pellestrina? Allora, la visita di Conte è stata una visita che comunque è rimasta nella storia un po' nella storia e nel cuore di questi cittadini. È chiaro che le posizioni sono le più diverse, c'è chi crede alle promesse, chi invece pensa che siano solo spot fatti per una questione elettorale. Comunque è comunque positivo che il Premier si sia reso conto, ecco, perlomeno dai suoi occhi, parlando con le persone, non è stata un blitz di pochi minuti, si è trattenuto in isola per almeno un'ora e quindi ha avuto modo anche di sentire sia i tecnici, sia di parlare con i responsabili dei soccorsi, sia anche con le persone che avevano perso tutto, per cui quello alla fine diciamo che si è congelato, la popolazione ha detto speriamo in un nuovo miracolo di Sant'Antonio, tra l'ironia e il sorriso, ecco, pure in un momento difficile, però alla fine ha strappato, ecco, un po' di fiducia nella popolazione. È chiaro che poi alla resa dei fatti si starà a vedere se queste promesse saranno mantenute, anche perché comunque, come è stato spiegato più volte, anche per quanto riguarda Venezia, le cifre che sono state messe sul piatto sono cifre irrisorie rispetto ai certo, grandi sì, chiaro. anche in isola. Ecco, poi a proposito di visite, c'è stata anche la visita del vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, che ci ha rilasciato una breve intervista, non so se siete riusciti a mandare in onda. Adesso la manderemo in onda fra pochissimo, eccolo qui. Adesso manderemo in onda il contributo che ha registrato. Ditemi di regia. No, adesso... Sì, aspettate un attimo con il vescovo. Allora, grazie intanto a Lorenzo Maier, ci risentiamo fra pochissimo. Questo sono le foto del vescovo. Fra poco mandiamo in onda l'intervista al vescovo. C'è un altro contributo del direttore. Allora lo facciamo vedere in questo momento, aspettate che metto a schermo intero, allora vediamo un attimo, aspettate un secondo e possiamo partire. Qui siamo ovviamente sul Canal Grande, vedete un motoscafo della polizia, altre imbarcazioni, non è interrotto del tutto il traffico, ci sono ovviamente le barche di chi continua a lavorare, gli elettricisti che stanno andando a sistemare gli impianti. Vedete le bandiere proprio lì sullo sfondo del Consiglio regionale, quindi il vento è piuttosto forte. Il Consiglio regionale si è allagato, c'è una chiatta davanti e stanno probabilmente riparando i danni dell'allagamento dell'altra notte ed è probabile che entri di nuovo l'acqua anche questa mattina. Qui davanti in fondo la chiesa di Santa Maria del Giglio, il Gritti Palace dove va a dormire, dove soggiorna Woody Allen e altre star del cinema durante la mostra, allagato anche il Gritti come sapete con gravissimi danni. E qui vedete lì, proprio il palazzo più alto è il palazzo della prefettura e della ex provincia. Eccolo qui, allora, questo è il secondo contributo del nostro direttore Luigi Baciali, che ci fa vedere insomma tutte le facce di Venezia, ovviamente, quindi non solo Piazza San Marco, che ovviamente è a vista perché è il simbolo di Venezia, ma l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo sentito e raccontato in questi giorni. Non c'è solo Piazza San Marco e quindi possiamo vedere anche altre zone grazie al nostro direttore. Allora, vorrei capire se Christian Arboit è riuscito a raggiungere Matteo Salvini. Si stanno avvicinando. Allora, mentre si stanno avvicinando, noi sentiamo l'intervista che ha fatto il nostro Lorenzo Maier al vescovo di Chioggia. Attenzione, aspettate un secondo che c'è un altro aggiornamento sulla marea, quindi ci sono ovviamente situazioni in costante aggiornamento. Allora, con altezza di marea superiore ai 140 cm, ovviamente la previsione è quella di 160 alle 11:20, il servizio di trasporto pubblico di linea
viene sospeso, quindi è sospeso, vengono effettuati solamente i collegamenti con le isole dagli impianti rimasti accessibili, quindi il trasporto pubblico a Venezia è sospeso in questo momento. Grazie dell'aggiornamento. Eccoci qua, io vedo Cristian Arboit che si sta avvicinando a Matteo Salvini che sta continuando il suo sopralluogo. Nicola, sì. Cristian. Esatto, sì. Nicola, mi trovo qui con un attimo solo che chiedo. Segretario, scusi, siamo in diretta su Antenna 3. Nicola, mi senti? Nicola? Vabbè, aspettiamo un attimo, intanto vediamo Nicola, avvicinati, vediamo cosa dice a questi negozianti. Sì, Nicola. Allora, Salvini con Zaia, l'assessore Botaccin, come vedi è in sopralluogo nei negozi, siamo nei pressi, nelle vicinanze di Piazza San Marco, bocca di piazza in questo momento, bocca di piazza. I danni ci sono, quello ha perso tutto. Abbiamo riprisinato ieri il campeonato. Ecco, adesso sentiamo cosa dice. Sentiamo cosa dice ai negozianti. Elettrico. L'impianto elettrico no, ma delle strutture che mette da terra e bisogna. Bocca al lupo ragazzi. Segretario, proseguimento. Siamo in diretta su Antenna 3. Fa male vedere Venezia in questa maniera. Sì, è che sia l'ultimo autunno, come condividiamo col Patriarca, le proposte ci sono. Abbiamo fatto una proposta molto concreta, 1 miliardo da destinare subito per aiutare cittadini e commercianti, 1 miliardo da prendere dove, perché altrimenti tutti sparano soldi che non ci sono. Nella manovra economica il governo ipotizza di dare 3 miliardi di euro a chi farà la spesa pagando con la carta di credito il bancomat. Si dia 1 miliardo subito a chi è sott'acqua e poi il Mose che sia l'ultimo commissario, ne abbiamo visti troppi di commissari, e sarà fondamentale coinvolgere la città, il comune e la regione. Coinvolgere i territori quindi. Assolutamente, quello che viene gestito a livello centrale evidentemente non è abbastanza efficiente, presente, questa è l'autonomia sul Mose, comune e regione non sono mai stati coinvolti, quindi. Però non è il momento delle responsabilità, è colpa sua, è più colpa di quell'altro sbagliato, siamo a novembre, che sia l'ultimo autunno sott'acqua, le soluzioni ci sono, i soldi si possono trovare, anche perché il Patriarca mi ricordava giustamente che ci sono 180 chiese a Venezia, non solo a Piazza San Marco, e quindi c'è da parlare poco. Io ci tenevo a portare la solidarietà non solo a Venezia, ma penso a Pellestrina, penso al Polesine, penso a Carlo e penso a Chioggia, e si parte, perché spero che lunedì il Parlamento si unisca e non si divida. Anche la pesca è in ginocchio. Polesine, adesso vedo se riesco fra Porto Tolle e zone a riuscire altro, danni a Matera, danni in Salento, danni ad Altamura. Qua c'è da fare un'enorme opera di messa in sicurezza del territorio italiano. Coinvolgimento dei territori, lei dice, e l'autonomia? È fondamentale, è fondamentale. Il Mose è un esempio, se il sindaco non è coinvolto, se il governatore non è coinvolto, e dipende tutto da commissari mandati da Roma. Poi per carità, ma l'Italia è bella perché sono 8.000 campanili, sono 8.000 comuni, sono diversi, Venezia è diversa da Padova e Milano è diversa da Palermo, e quindi le soluzioni devono essere locali, non centrali. Sull'ambiente, sui cambiamenti climatici e sulle risorse necessarie si gioca anche la campagna elettorale. Gioca il futuro dei nostri figli più che altro, e non è sicuramente con la tassa sui tappi di plastica o sulle bibite zuccherate che risolvi il problema, anzi lo aggravi. Cristian, gli chiedi cosa gli ha colpito di più del suo giro? No, è già partito. Ecco Nicola. Okay. Volevo chiedergli se c'era qualcosa che l'aveva colpito in particolare. Perché ti sento. Se c'era qualcosa che l'aveva colpito in particolare in questo sopralluogo. Aspetta. Un attimo solo. No, Allora un attimo solo Nicola. Sì, segretario, scusi, dalla redazione mi chiedono cosa l'ha colpita in particolare di questo sopralluogo. Che ci sono i veneziani al lavoro, cioè hanno l'acqua alta, sono entrato nei negozi, in piazza, nelle calli, e c'è gente che non è lì che aspetta, sicuramente
il governo deve fare la sua parte, gli italiani stanno aiutando, però c'è gente sulle impalcature che sta lavorando, sta guardando gli impianti elettrici. In chiesa, in basilica ci sono i 70 lavoratori che giorno e notte sono lì perché c'erano le tombe dei patriarchi sott'acqua, quindi mi colpisce e mi commuove il fatto che, guarda, nei negozi c'è gente che aspetta che l'acqua scenda per tornare a sistemare tutto. Questo non deve ovviamente esimere lo Stato da fare il suo. Quindi la capacità di reazione dei veneziani. Pazzesco. Ma mi ricordo quando sono stato in Veneto, ahimè, in elicottero l'anno scorso per il disastro in montagna e mi colpisce la voglia di questa gente. Ripeto, il governo deve fare il suo e 1 miliardo deve saltare fuori, con le buone o con le cattive. E l'Europa può fare qualcosa? Spero. I nostri europarlamentari veneti sono già al lavoro, anche se non ho gran fiducia sulla tempestività e sui tempi di reazione dell'Europa. Facciamo noi, dai. Allora, continua il suo giro intanto il segretario della Lega. Intanto, giusto per informare, come vi ho detto prima, i mezzi di trasporto pubblici a Venezia sono stati sospesi e le scuole rimangono chiuse per il 3° giorno. L'azienda comunale appunto ha informato, tutti fermi i mezzi pubblici fino a cessate esigenze, tranne quelli che garantiscono il collegamento con le isole. Allora, nel dettaglio per poter avere un dettaglio, eccolo qua, il servizio di trasporto viene sospeso, vengono effettuati solamente i collegamenti con le isole degli impianti rimasti accessibili. Allora, vi diamo questa informazione. Linea 1, i servizi effettuati che non vengono sospesi dunque dagli impianti rimasti accessibili. Linea 1, collegamento Lido, San Marco, Giardinetti. Linea 2, via Canal Grande sospesa. Linea 2, via Giudecca solo Spole. Linea 4.1 e 4.2 solo Spola, però non mi togliete se no non riesco a leggere, solo Spola. Fondamenta 9, Cimitero Colonna, linea 14, solo Punta Sabbioni, San Zaccaria, San Marco, Giardinetti e viceversa, linee 11, 12, 13, 17, attualmente regolari, limitazione ferri per mezzi pesanti. Questa è la situazione di ciò che può essere utilizzato e cosa non può essere utilizzato, quindi lo facciamo vedere così lo potete vedere anche voi. Dove si può ancora utilizzare il trasporto pubblico, che nella maggior parte della città è sospeso ovviamente. Adesso andiamo di nuovo a Venezia nuovamente, mentre continua il suo giro anche il nostro Christian Arboit, restiamo sempre collegato con lui, ma adesso volevo farvi vedere un altro contributo. Il nostro direttore sta continuando il suo giro per Venezia, eccolo qui, eravamo arrivati qui, ci aveva mostrato un po' cosa si vedeva del Consiglio regionale, anche di alcuni hotel importanti come il Gritti. Questo è un altro contributo del nostro direttore, guardate com'è la situazione incredibile. Allora, metto nuovamente lo schermo intero, queste sono indicazioni che diamo alla regia, perfetto, eccoci qua. Buongiorno Antenna 3 Nord-Est, poi andiamo in onda il video tra pochissimo, ma voi lavorate anche in queste condizioni? Andare dove c'è meno acqua, però per andare bisogna passare. No, perché uno pensa, quando c'è quest'acqua alta, gli operatori ecologici non lavorano, invece no. Invece bisogna andare avanti, tirare il carro più forte. Cosa prevedete? 1,70 al momento, adesso siamo a 1,50. Previsioni erano 1,60, speriamo che rimanga 1,60, speriamo anche a mano, che siano sbagliati. Ecco, e poi dove portate i carrelli? Dove state andando? Quindi raccogliete e poi andate a lavare. Sì. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Avete sentito, questi sono i veneziani, ecco, quelli che diceva anche Salvini poco fa, lo spirito dei veneziani. Un altro contributo, guardiamolo, aspettate un attimo, ci sta facendo proprio un reportage il nostro direttore. Aspettate un secondo, dopo ci ricolleghiamo anche, sentiremo anche le parole di Monsignor Adriano Tessarollo da Pellestrina. Ecco qui, vediamo. Ecco qua
qua ovviamente galleggia di tutto, vedete poi le pagine gialle, vabbè c'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, di squascia. Quella è proprio la classica squascia che galleggia e ovviamente poi ci sono le pantegane che portano, si perdono e muoverete anche loro a volte con il difficoltà tendono di mettersi in salvo, le si vede su qualche pietra vislea. E qui c'è una che prima andava velocemente e adesso ha rallentato. No, però ma poi tra un po' il motore a un certo punto rallenta e subito dopo riprende. Siamo sempre in zona di schiera di dorso duro, c'è un'anima viva, come vedete là in fondo ci sono le barche della mesta, della raccolta dei rifiuti. Sapete che per un mese è stato sospeso l'altare. Dai che te lo fai! Dato un minimo di conforto ai veneziani che di tasse sui rifiuti ne pagano una montagna. Questo è il racconto, il video racconto del nostro direttore Luigi Bacialli, davvero incredibile. Avete visto anche i rifiuti, la carta che galleggiava, e questo è un altro problema evidentemente della situazione. Abbiamo l'assessore Bottaccin allora collegato con il nostro Christian Arboit. Christian. Sì, sono qui con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin che è in costante contatto con tutte le unità di crisi sparse per le province del Veneto. Assessore, com'è la situazione? La situazione è secondo quanto previsto, anche l'acqua alta a Venezia sta per raggiungere il picco massimo che è fra i 150 e i 160 cm, quindi un po' più bassa rispetto all'altro giorno, però comunque alta. Ha iniziato a piovere da questa notte come avevamo previsto, fino a quote molto alte, però il picco massimo è nel pomeriggio, a iniziare dal Vicentino fino poi al Bellunese e tutta la pedemontana trevigiana, quindi ci aspettiamo nel pomeriggio il picco massimo. Per il momento la situazione è sotto controllo, però l'attenzione è massima. Lei adesso andrà a Marghera, l'unità di crisi? Adesso vado a Marghera, sì. Grazie. Ascolta, chiedigli un attimo, il picco massimo, la previsione abbiamo detto? Picco massimo è 1,50 m, 1,60 m ha detto, fra poco. Sì, è quello delle 11:20, ma nel pomeriggio ne ha atteso un altro, se non ho capito male. Assessore, un attimo solo, Assessore, è atteso un altro picco nel pomeriggio di... Allora, sì, c'è un'alta marea verso sera, però molto meno rispetto a questa. Il picco che ci preoccupa di più è quello delle precipitazioni piovose, ripeto, fino a quote abbastanza alte, quindi anche con scioglimento della neve. Fino adesso nei posti dove ha piovuto di più ha piovuto 60-70 mm, però noi prevediamo altri 100 mm sicuramente nel pomeriggio, quindi insomma precipitazioni molto copiose. E quindi il Piave è sorvegliato speciale? Piave è sorvegliato speciale come tutti gli altri bacini, ci preoccupano di più però i corsi d'acqua minori perché sono i primi che vanno in crisi, non dovremmo avere grosse criticità sui corsi d'acqua maggiori. Nicola, hai qualche domanda da studio? No, ecco, questo volevo capire, quindi c'è più, in questa prima fase si guarda di più ovviamente ai corsi d'acqua minori. Esatto, questo ha detto l'assessore. Corsi benissimo. Minori, quindi perché questo focus soprattutto sui corsi minori, assessore? Perché in assoluto la quantità d'acqua non è rilevantissima, però le precipitazioni concentrate nel tempo possono mettere in crisi i corsi d'acqua minori perché ci mettono poco a salire di livello, mentre i corsi d'acqua maggiori ci mettono di più. Chiarissimo, grazie Benissimo, mille. grazie allora, grazie all'assessore Bottaccin. Dove ti trovi tu adesso in questo momento, Christian? Scusa Nicola, puoi ripetere? Dove ti trovi in questo momento? Dimmi.
Dove ti trovi in questo momento? Allora, adesso mi trovo esattamente, un attimo perché ho perso un attimo la cognizione, in Calle Vallaresso, al traghetto della dogana. Ok, questa è la situazione. Al traghetto della dogana. Il adesso viaggio, diciamo, sì. Il giro di Zaia, esatto, di Salvini qui sta adesso da queste parti. Sì, anzi è proprio alle battute finali, perché fra poco allora, chiedi un attimo, il se leader puoi chiedere della a Zaia Lega come prosegue la giornata, insomma, sua e anche del leader della Lega. Cosa succede adesso? Cosa allora faranno? un attimo solo. Presidente, mi scusi, siamo sempre in diretta. Come prosegue adesso la sua giornata? Ecco, abbiamo perso un attimo il segnale in questo momento, lo ripristiniamo fra pochissimo anche per capire un po' cosa succederà, se ci sarà credo un'altra riunione operativa, come diceva anche l'assessore regionale Bottacin, al quartier generale della Protezione Civile regionale a Marghera, e quindi lì potrebbe esserci un nuovo punto stampa forse nel pomeriggio per dare un po' i primi dati anche di quanto sarà avvenuto nella mattinata. Allora, a proposito di riunioni, e lo ha accennato ovviamente Bottacin, si guarda alla montagna, dovremmo avere, ecco qui, un contributo, credo di... Pronto chi? Pronto Arvoit? Pronto il contributo. Ah, ok. Pronto il contributo di Tiziana Bolognani? Confermo. Benissimo. Allora, Tiziana Bolognani che sta seguendo il vertice in prefettura, credo a Belluno. Tiziana. Sì, di nuovo buongiorno da Belluno. Come potete vedere, rispetto a pochi minuti fa la situazione meteorologica sta peggiorando, le precipitazioni si sono fatte più abbondanti e sta cominciando a soffiare vento, fortissimo vento anche qui. Ci sembra di rivivere insomma una sorta di flashback come l'anno scorso, quando eravamo proprio qui sotto il porticato della prefettura a raccontarvi della prima lunga notte di Zaia. Sono in riunione tutti gli organismi di protezione civile della provincia di Belluno per stabilire che cosa si deve fare in questi momenti. Vi ricordo che il picco massimo delle precipitazioni è atteso nelle ore centrali di questa giornata. Sta piovendo abbondantemente in tutta la provincia, le nevicate sono segnalate per ora solamente a Cortina. Da Belluno per il momento è tutto. Ecco, grazie. Allora, grazie a Tiziana Bolognani. Mentre sta continuando il suo sopralluogo Matteo Salvini a Venezia con Luca Zaia, con il governatore Luca Zaia, per rendersi conto un po' della situazione. Noi abbiamo il nostro Christian Arboit insieme a Paola Barbato. Sta continuando anche il vertice in prefettura a Belluno. Io volevo capire se si riesce a intercettare anche il ministro D'Incà, il ministro per i rapporti col Parlamento, che fra poco si sposterà verso Chioggia, dove c'è un'altra situazione ovviamente critica, e anche se riusciamo a sentire il sindaco di Chioggia Luciano Ferro. Nel frattempo, questo continua ad essere la situazione in piazza San Marco, lo vedete. Ci stiamo avvicinando fra 20 minuti, insomma è previsto il picco a 160 di marea, e questi sono gli effetti che ci ha mostrato anche molto bene il nostro direttore con i suoi contributi. Allora, io direi questo, se abbiamo la possibilità di mandare il contributo dell'intervista realizzata da Lorenzo Maier, se devo farlo io o se lo fate voi fatemi sapere. L'intervista fatta a Monsignor Adriano Tessarollo, il vescovo di Chioggia, che è andato a visitare insomma, i luoghi di Pellestrina disastrati per portare un po' di parole di conforto. Vediamolo. Buongiorno, allora ieri ho avuto occasione di andare a fare un giro a Pellestrina e purtroppo ho visto tutte le cose che sono finite fuori nelle strade, frigoriferi, letti, divani, lavatrici, e insomma, però ho notato da parte della gente non abbattimento, si capisce nella fatica, però desiderio di ripartire e di rimettersi in cammino.
Voglio rivolgere a tutti, non solo a Pellestrina, anche a Chioggia, ma anche nel Polese, nel Scaldovari, un pensiero di vicinanza e poi vedremo che cosa riusciamo a fare, se c'è qualche possibilità di andare in aiuto a qualcuno. Una preghiera e un incoraggiamento a tutti. Buona giornata, sperando che la nuova acqua alta non ci rifaccia viva. Queste dunque le parole di Monsignor Adriano Tessarolo, il Vescovo di Chioggia, è la speranza un po' di tutti perché ecco, dovremo avere fra poco anche Federico D'Inca, il Ministro per i rapporti col Parlamento, sperando appunto che la situazione migliori in montagna, lo ha detto Luca Zaia nel nostro primissimo collegamento da Venezia, dobbiamo incrociare le dita che faccia freddo, perché c'è un accumulo di neve pauroso e se poi questa neve si scioglie la previsione è abbastanza drammatica. Allora, avete sentito anche Giampaolo Bottacin, la pioggia, è previsto un picco di pioggia in montagna nel pomeriggio, sono monitorati soprattutto i corsi minori, non tanto i grandi fiumi ma i corsi minori perché sono i primi ovviamente che potrebbero esondare. Queste invece sono le immagini ancora da Piazza San Marco, una Piazza San Marco ancora surrealmente sotto l'acqua e sotto un'acqua pesante. In questo momento potrei avere un altro contributo del direttore Luigi Bacialli, che stiamo un po' seguendo così anche il suo viaggio nella Venezia di nuovo sotto l'acqua alta. Certo, avere un'acqua alta a 187 cm è ovviamente drammatico, ma averne un'altra a 160 2 giorni dopo è quasi una pugnalata sulla schiena per i tanti che si stanno mettendo e che si sono messi a rimboccarsi le maniche ovviamente in questi momenti e in queste ore. Vediamo il nuovo contributo del nostro direttore, che ringraziamo ovviamente perché sta registrando un vero e proprio reportage dalla sua Venezia. Allora rimettiamo questo nuovo contributo del direttore Luigi Bacialli. Ed ecco i danni all'interno di un'abitazione, tipica abitazione veneziana al pian terreno, vedete il materiale portato fuori, ovviamente qui la corte, questa piccola corte è tutta piena d'acqua, le paratie servono a poco o nulla perché, come potete vedere, l'acqua che ha bagnato questo divano è completamente fradicio, esce dal pozzo nero, forse si nota proprio il gorgoglio dell'acqua che esce lì nell'angolo di questo rettangolo che è uno dei pozzi neri di questa abitazione, quindi l'acqua esce prevalentemente dai pavimenti, si pensa che bastino le paratie, invece guardate che problemi ci sono. Ovviamente tutti cercano di salvare il salvabile, il frigorifero qui è stato messo sopra un tavolo perché gli elettrodomestici sono ovviamente i più vulnerabili. La cucina qui quando è entrata l'1,87 l'acqua è entrata nei cassetti, per cui se aprite questi cassetti esce l'acqua. Qui non ci sono pompe di sentina, ma le pompe di sentina in ogni caso servono a vent'anni. Questa è la situazione che ci sta descrivendo il direttore Luigi Bacialli. Torniamo con le immagini a Venezia, mentre prosegue il giro di Christian Alboit, prosegue il giro anche di Matteo Salvini, lo avete sentito prima, l'ha colpito insomma la voglia dei veneziani di andare avanti, bisognerà però mettere sul piatto tanti soldi e questa è una cosa che poi chiederemo anche al Ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Inca, che avremo fra pochissimo in collegamento telefonico con noi. Christian, mi sì, senti? Nicola,
Allora, come prosegue? Sì, ti sento forte e chiaro prima adesso. ci siamo scollegati, c'era un piccolo problema tecnico. Allora, la cosa è capire adesso cosa accade, insomma, anche a livello operativo per la regione. Guarda, adesso stiamo uscendo dalla direzione della Capitaneria di Porto, dove c'è stata una breve sosta tecnica, adesso con un caffè, se vedi dalle immagini, ecco, lo sta sorseggiando in questo momento. Vorrei capire cosa accade a livello operativo, se hai capito. Ma guarda, a livello operativo, come ci diceva prima l'assessore Botacin, il grosso del lavoro viene fatto dall'unità di crisi a Marghera, quindi è lì che si sta monitorando l'evoluzione del maltempo su tutto il territorio regionale. Attualmente le criticità, ci diceva prima Botacin e ce lo ha confermato anche lo stesso presidente Zaia, si concentrano nel Vicentino. Sotto controllo la situazione a Belluno, perlomeno così ci ha detto sempre l'assessore Botacin, sorvegliato speciale il Piave e i corsi d'acqua minori. Ecco, ovviamente c'è il sopralluogo di Salvini ecco, Salvini in questo momento, perfetto. Non ti sento più, Nicola? Sì, io ti sto sentendo, sto ascoltando le tue parole, non voglio interromperti. Ok, ecco. Perfetto. No, ecco, naturalmente Salvini si è fermato più volte in vari negozi e bar per portare la sua solidarietà, come ha detto anche ai nostri microfoni, è rimasto colpito dalla capacità di reazione dei veneziani, ma questo ovviamente non deve diventare un alibi per non fare o per non portare il proprio contributo anche in termini di risorse. Questo vale per il governo, vale anche per l'Europa. A domanda specifica prima il leader della Lega ha detto di essere un po' appunto perplesso su quello che l'Europa potrà fare per Venezia. Ecco, quindi qui ci sono ancora poi il governatore Luca Zaia, l'assessore alla protezione civile Botacin, che nei prossimi minuti raggiungerà Marghera, ovviamente molti curiosi anche tra i turisti che hanno salutato il leader della Lega. Quindi adesso noi fra poco la nostra altra troupe, credo Anna Maria o Ilaria, adesso vedremo, si recherà nella zona di Marghera per monitorare la situazione, insomma, operativa, mentre tu continuerai il tuo racconto da Venezia. Restate collegati, nel frattempo c'è un aggiornamento sulla marea, adesso in questo momento siamo a 152 e quindi è tutto nelle previsioni, perché ci stiamo avvicinando, essendo le 11.05, ci stiamo avvicinando al cosiddetto picco a 160, esatto, che è previsto fra 5 minuti, forse potrebbe esserci un leggero ribasso, vedremo. In ogni caso anche così è una situazione critica. 160 alle 11.20, ecco, alle 11.20, quindi la previsione resta. Esatto. Allora resta collegato con te. Mi pare di aver capito, di aver sentito anche quando hai intervistato quel ragazzo che si trovava nel negozio, dopo aver passato la marea a 187 ci si aspetta di tutto, il tono era quello. Sì, assolutamente, c'è anche una sorta di rassegnazione nelle parole dei veneziani, capacità di reazione, questo sì, ma anche rassegnazione e una certa predisposizione anche a convivere con questi fenomeni. Certo, questa volta si è superato decisamente il limite. Adesso con Paola ritorneremo in piazza San Marco, anche perché vorrei raggiungere il primo procuratore
della Basilica di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, e fare con lui una fotografia di quello che sta succedendo anche all'interno di quello che è il simbolo di Venezia e non solo di Venezia. Sì, assolutamente sì, resta comunque collegato. Nel frattempo, come si era un po' previsto, ci dà una situazione in peggioramento in Val Brenta, quindi il vento che si sta alzando. E è stato aperto il COC, quindi il centro operativo della protezione civile. Fra poco il nostro Federico Fusetti ci darà le informazioni di quanto accade nella zona della zona della Val Brenta. Siamo nel Vicentino, quindi è un'altra situazione da monitorare costantemente. Fra poco ci collegheremo anche con il ministro Federico D'Incà, che è atteso poi a Chioggia. Non so se riusciamo a sentire già Federico Fusetti, forse è troppo presto perché si sta avvicinando nella zona. Nel frattempo vi ridò altre informazioni importanti che riguardano la situazione del servizio del trasporto. Il servizio del trasporto pubblico è sospeso a Venezia. Vengono effettuati solamente i collegamenti con le isole dagli impianti rimasti accessibili e quindi servizi effettuati, questo è una previsione, era una informazione delle 10:38, effettuati solamente servizi effettuati, linea 1 collegamento Lido San Marco Giardinetti, la linea 2 via Canal Grande è sospesa, linea 2 via Giudecca solo Spole, linee 4.1, 4.2 solo Spola, Fondamenta Nuove, Cimitero e Colonna, linea 14 solo Punta Sabbioni, San Zaccaria, San Marco Giardinetti e viceversa, linee 11, 12, 13, 17 attualmente regolari, limitazione ferrea ovviamente per mezzi pesanti. Questa è la situazione del trasporto pubblico. Vi ricordo, l'ha detto prima anche il governatore Luca Zaia, questo non c'entra con la situazione emergenziale ma è una notizia. Ovviamente il governatore Luca Zaia resta a Venezia, resta nel suo Veneto per seguire la situazione, quindi il vertice che era previsto oggi a Roma con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, un vertice molto importante per l'autonomia, però slitta al 27 di novembre, l'emergenza evidentemente è più importante in questo momento, anche se, e lo ha ribadito anche Salvini poco fa, l'autonomia è strettamente collegata anche a questa emergenza, per cui però evidentemente il tempo e la situazione attuale, non solo quella di Venezia, ma quella che potrebbe poi manifestarsi in tutto il Veneto, nelle zone che passano dalla Bellunese al Vicentino al Padovano, anche nel Trevigiano e anche nel Veronese, oltre che in Polesine, quindi insomma in tutto il Veneto, la situazione che potrebbe manifestarsi impone di restare qui, quindi il governatore resta qui. Ricordiamo ieri la visita del Premier Giuseppe Conte, che è arrivato il giorno mercoledì ma è rimasto poi giovedì, cioè ieri, per l'ultimo giro a Pellestrina, poi il Consiglio dei Ministri e il primo stanziamento immediato di 20 milioni, ovviamente sono briciole ma sono primi 20 milioni così subito per le prime emergenze, però sappiamo bene che il computo supererebbe già il miliardo di euro di danni per una Venezia in ginocchio. Allora, torniamo a parlare di Venezia in attesa, ecco, mi informano che abbiamo, vediamo, fatemi sapere se lo potete lanciare voi o se lo devo fare da qua. Da Pellestrina il nostro Lorenzo Mair ci ha girato un video per farci capire un po' com'è la situazione, poi vedremo un altro, bene, grazie Andrea Basso in regia e anche insieme a Francesca Bozza che sta coordinando un po' queste chiamate, è un lavoro molto impegnativo. Dunque il contributo di Lorenzo Mair da Pellestrina per vedere un po' la situazione in questo momento, facciamolo vedere. Allora siamo sempre nell'isola di Pellestrina e un abitante dell'isola di Pellestrina qua stiamo misurando l'altezza e ci dice che dalle ore, come ti stava dicendo, dalle 10:05 alle 10:15 su per giù è rimasta uguale. Ecco, e speriamo bene perché secondo lei il vento gira qua adesso? No, adesso per il momento no. Per cui
per cui ci aspettiamo ancora che cresca, ancora fino un'ora in più. Ecco, un pescatore qua dell'isola di Pelestrina ci dice che cresce ancora un'ora in più di quello naturale. Speriamo bene. Avete sentito, questo accade a Pelestrina ed è una situazione che torna ad essere drammatica. Allora, il nostro direttore ci riporta un altro contributo, tante le facce di Venezia che ci sta facendo vedere il nostro direttore, quindi noi abbiamo il monitoraggio da Piazza San Marco con il nostro Christian Arboit. Questo accade, vediamo dove, ce lo dice il nostro direttore Luigi Baccialli. Guardate, questo è veramente impressionante, grazie per questo nuovo contributo al nostro direttore. L'acqua che scarica dai palazzi e le persone che come purtroppo degli zombie si aggirano in queste calli semideserte. Forse abbiamo nuovamente il nostro Christian Arboit in collegamento, poi ci sarà un altro contributo a Pelestrina e poi dovremo avere anche il ministro D'Incà al telefono. Allora, fatemi sapere se abbiamo il ministro D'Incà, se no vado direttamente con Federico Fusetti al telefono. Abbiamo Federico Fusetti, quindi Federico Fusetti, il nostro Federico Fusetti, per aggiornarci della situazione nel Vicentino, perché sappiamo come l'emergenza, la situazione critica da Venezia poi si sposta anche in queste zone. Federico. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Io sono in Val Brenta, quindi tutta quella zona, quella gola che corre a fianco del fiume Brenta. Qui ieri sera, in particolare nella frazione di Collicello, si è staccato un pezzo di roccia, c'è stata una frana che è finita in mezzo al bosco con un boato che ha spaventato gli abitanti della frazione, che sono stati evacuati. Oggi sono potuti rientrare nelle loro case, però a preoccupare è il vento, un vento molto forte unito alla pioggia che ha già provocato alcuni blackout elettrici qui proprio in questa zona. È stato attivato il COC, quindi il centro operativo nel comune di Val Brenta, proprio per monitorare questa situazione. Il sindaco Ferrazzoli ora è sceso a Bassano per coordinarsi con le autorità, ma la situazione appunto preoccupa per questo motivo, la pioggia e il vento più che la frana, mentre i tecnici stanno cercando di individuare proprio i massi che si sono staccati e che sono al momento nei boschi. Il fiume Brenta è ampiamente sotto controllo, anche se il livello si è leggermente alzato, ma lì non desta particolari preoccupazioni. Dicevo il vento che preoccupa un po', scuole chiuse per decisione del sindaco a Val Brenta oggi, in attesa insomma di capire che cosa riserva il meteo. Benissimo, grazie allora Federico Fusetti, ci riaggiorniamo fra poco, ovviamente anche da quello che potrà emergere dal vertice. A proposito di vento, riferiscono dal Bellunese, abbiamo la nostra Tiziana Bolognani che sta seguendo il vertice a Belluno, non è consigliabile, questa è un'informazione di servizio per chi si sta spostando, non è consigliabile fare la A27 viadotto Belluno Vittorio Veneto Nord e viceversa per i furgoni telonati, perché c'è forte vento. Ce ne sono già alcuni in difficoltà, quindi chi dovesse spostarsi con furgoni telonati in quelle zone non è consigliabile, lo dice la Protezione Civile, a Belluno fare la A27 viadotto Belluno Vittorio Veneto Nord e viceversa. Quindi attenzione a chi si deve mettere in strada in quelle zone per chi ha ovviamente questo tipo di mezzi. Cristian, ho visto che passavi vicino ad alcuni negozi, riesci a intercettare qualcuno? Allora, certo,
Sì, Sentiamo qua qualche voce di ovviamente veneziano. tutti hanno alzato le paratie. Ecco, siamo qui con due negozianti. Com'è la situazione stamattina? Stamattina è grave, perché già a 1,60 m è grave. La fortuna è che magari da noi non entri, va bene così, però in realtà penso che tutti gli altri abbiano un disastro non paragonabile a quello dell'altra sera, ma sicuramente una cosa evidentemente fuori dal normale e anche ripetuta purtroppo. Cosa chiedete voi veneziani, negozianti in particolar modo? Allora, noi possiamo parlare a nome proprio dei veneziani, ma noi siamo ovviamente dei dipendenti, quindi, però in realtà che ci sia la possibilità di evitare quantomeno sto tipo di problemi quando arriva l'acqua di un certo tipo. Cristian, scusami. Sicuramente l'allarme viene dato Cristian, abbastanza diciamo Cristian. a tempo, però... Cristian, volevo chiederti una cosa, Nicola. siccome sentiamo un rumore di sottofondo, non so se è un rumore dovuto a problemi di microfono o se è proprio un rumore dovuto a un impianto che è attivo lì in quel negozio. Guarda, oddio, adesso si è elevato un bel vento, quindi probabilmente anche il vento. Un attimo che controllo. Perché c'è questo rumore che sentiamo sotto e non so se è una cosa legata ovviamente alle pompe. Allora facciamo così, resta con quel signore, vediamo se riusciamo a risolvere siamo questo intanto, problema. vedi... 152, 153, sì, l'aggiornamento in tempo reale. Forse quindi riusciamo ad avere una marea un pelo più bassa rispetto alla previsione da 160, questo potrebbe essere una buona notizia. Resta con quel signore. Abbiamo al telefono il Ministro per i rapporti col Parlamento, Federico Di Ca. Buongiorno Ministro. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Allora lei oggi sta un po' vedendo com'è la situazione, intanto so che ha parlato con Luigi Brugnaro, è stato a Venezia, fra poco sarà a Chioggia, com'è, insomma, cosa ha visto e cosa riferirà poi? Io sono in questo momento con i piedi a mollo nell'acqua alta, con gli stivali, sono al ponte di Papadopoli, abbiamo appena terminato anche l'incontro con Confazionato Venezia per verificare i danni degli artigiani, prima col sindaco Brugnaro. Chiaramente stiamo cercando di capire le problematiche della città, siamo, come detto prima, mi pare di aver sentito, forse un po' meno di 160, il vento forse è calato in questo momento. Sì. Chiaramente la città è sotto pressione, ha avuto danni ingenti dall'acqua granda di 187 centimetri, il CDM ieri sera si è convocato, il Presidente Conte è venuto immediatamente a Venezia per verificare i danni, oggi ci siamo io e Franceschini, la Paola De Micheli era insieme a Conte ieri, il CDM abbiamo mostrato i primi 20 milioni di euro per il primo soccorso e poi abbiamo già detto che daremo 5.000 euro per i privati danneggiati e 20.000 euro per le attività che faranno appunto richiesta per danni ricevuti. Quindi siamo sul pezzo, ci siamo come governo, Venezia va salvata, punto e basta, il MOSE va terminato, che ha detto in mille lingue diverse nelle ultime ore, dobbiamo terminare il MOSE, vederlo in funzione, capire se effettivamente funziona e cercare una vera soluzione per questa città che è unica, non ci sono altre città come Venezia, invece ci raccontiamo bugie. E anche la politica su questo tema deve essere assolutamente unita, anche perché ripeto ancora una volta, il MOSE ha avuto una storia così drammatica di 20 anni con dei fatti di corruzione che fanno rabbrividire tutti quanti i veneti, fatti di corruzione che hanno visto coinvolto Giancarlo Galan, presidente della Regione Veneto, e credo che sia giunto il momento di poter veramente cambiare completamente le sorti della città e anche dell'immagine del nostro paese nel mondo intero. Senta una cosa, allora la stessa lo ha ricordato bene lei, la ministra De Micheli, che è venuta insieme a Giuseppe Conte, che ha ribadito insieme a Conte va finito il MOSE, però ecco, ha detto la sera stessa non è che possiamo prendere in giro le persone, si finirà nella primavera del 2021, quindi non sarà una cosa immediata. Nel frattempo, nell'attesa di completare il MOSE, c'è un altro anno davanti, cosa può fare Venezia, come si può aiutare Venezia, perché poi queste maree, queste situazioni, lo sappiamo bene, diventeranno probabilmente sempre più frequenti. Ne abbiamo avute 187, adesso forse siamo sotto i 160 di qualche centimetro, ma è comunque alta, perché se avessimo detto qualche mese fa 150 avremmo già avuto emergenza. Adesso dopo i 187 sembra tutto
tutto quello che è sotto i 187 può sembrare ormai normale, ma è tragico che diventi una rassegnazione questa. Allora, 2021 Mose, ma prima come si fa? Intanto signore, finalmente si dice 2021. Attenzione, perché sono tutto quanto scontato, ma trovare certo. un governo con la parola di Michele che ti dice 2021 terminiamo il Mose, lo vediamo finalmente funzionare, perché capiamo finalmente se funziona o meno, non è una cosa da poco, anzi, secondo me è un grande risultato. Per cui mettere un punto, cercare finalmente di poter avere un nuovo commissario, gestire quest'opera per poterlo terminare, non è una cosa da poco. Abbiamo messo 420 milioni di euro soltanto qualche mese fa per poter finire l'opera, ne manca ancora qualche risorsa, ma la stiamo trovando. Attenzione, questa non è una cosa da poco nel momento difficile che ha il nostro Paese, noi vogliamo terminare il Mose. Nel frattempo abbiamo condiviso una strategia in Consiglio dei Ministri, tra l'altro, Cristo Franceschini, che si è presa veramente a cuore, tra l'altro appunto oggi sarà qui la ministra Lamorgese, che ha fatto 2 anni prefetto qui a Venezia. Insieme cerchiamo di poter capire se in qualche maniera trovare il modo di finanziare la legge speciale perché la città sta curata anche dopo il Mose. Ricordiamocelo sempre, se vogliamo che gli abitanti vivano, c'è un lavoro da fare sui canali per la pulizia dei canali, c'è un discorso di innalzamento delle rive. C'è un lavoro grande da dover pensare per i prossimi anni, perché il Mose non basterà per un periodo di tempo, e poi c'è da cercare di ricordarsi sempre che questi mutamenti climatici che esistono, i mutamenti climatici, signori miei, esistono, perché noi abbiamo avuto la tempesta Vaia l'anno scorso in Veneto, abbiamo avuto 200 a 200 km all'ora, 13 milioni di alberi buttati a terra, abbiamo avuto acqua per 700 mm di acqua, l'anno scorso la marea era 156, ma per una fortunata congiuntura che c'era di beccio e non c'era invece scirocco insieme alla bola come quest'anno, altrimenti i danni l'anno scorso sarebbero stati ancora maggiori. Per questo motivo questo governo vuole mettere in pratica anche un nuovo patto nei confronti dell'ambiente, che vuol dire un investimento nei prossimi 15 anni di 50 miliardi di euro per riuscire a ridurre la CO2 che trova sul riscaldamento globale, che provoca fenomeni così intensi. È un processo lungo e duraturo su cui, a mio parere, l'emergenza climatica è una delle principali priorità nei prossimi decenni. Se vogliamo lasciare un pianeta Terra, un Veneto, una Venezia alle prossime generazioni, altrimenti noi ci stiamo mangiando fuori tutto. E quando dico noi, non è soltanto la parte politica che oggi è presente o del passato, è tutti noi tutti i cittadini ci stiamo mangiando fuori tutto, perché dobbiamo assolutamente fare un patto civico nel quale mettiamo l'ambiente sul primo posto e cerchiamo di poter salvaguardare queste bellezze artistiche che ci sono state donate da chi è venuto prima di noi e che noi dobbiamo mantenere non per i prossimi 5, 10, 20 anni, ma per i prossimi 1000 anni. Senta, e poi la lascio al suo itinerario importante, che poi andrà anche a Chioggia, insomma, che è un'altra realtà dove la situazione è critica. Cosa ne dice, insomma, un po' di queste polemiche, di questi giorni politiche? Purtroppo si fa anche quello in questi giorni. Allora, io oggi sarò a Venezia, tra una mezz'oretta sarò a Chioggia, poi sarò a Rosolina, poi sarò a Protocolle, insomma speriamo di poter comprendere tutto il litorale, poi manca la parte alta, chiaramente con Bibione, Carla e Gendro che hanno avuto danni enormi anche loro. Quello che secondo me è importante che ci diciamo è che, e continuo a ripeterlo tutti, il nostro vuole essere un governo stabile, il Paese ha bisogno di una stabilità di governo perché le problematiche grandi di questo Paese, che si chiamano Ilva, che si chiama l'Italia, che si chiama Mose, che si chiama Venezia, vanno affrontate con un governo stabile che duri da qua al 2023, un governo giovane come il nostro che alla fine ha un'età media di 44 anni, che ha la volontà di poter lasciare ai propri figli, ai figli degli altri, ai figli di tutti, un paese messo meglio di come l'abbiamo trovato, con un grande cambiamento. E si fa con la normalità del governo. Io ieri sera ho fatto un incontro, ho chiamato tutti quanti i presidenti delle nostre commissioni, i ministri, ho chiamato i presidenti dei capogruppi delle commissioni bilancio, finanze, di maggioranza, i capogruppi dei vari gruppi parlamentari attorno al tavolo a Palazzo Chigi a parlare della prossima manovra finanziaria. Le cose si fanno così, si fa il tavolo, si mettono le cose sul tavolo e da persone mature si cercano delle soluzioni. Questo deve essere il motivo principale del nostro governo e tra l'altro io ringrazio sempre il Presidente Conte perché parte subito, ci mette la faccia, arriva in mezzo alle persone, parliamo di normalità, non parliamo di cose che sono irrealizzabili, cerchiamo di metterci la faccia e trovare i soldi fino all'ultimo centesimo, fino all'ultimo euro per fare le cose. Io sono
convinto che faremo bene, però anche dall'altra parte ci vuole un po' di fiducia, signori miei, altrimenti finiamo semplicemente per ribatterci il problema uno sull'altro. Invece bisogna avere stabilità, questo paese ha bisogno di una stabilità. Va bene, benissimo, allora grazie al Ministro D'Incà, allora buona continuazione, ci risentiremo evidentemente nel pomeriggio dopo anche il suo paralogo a Chioggia, grazie allora al Ministro D'Incà. Allora, nel frattempo continuiamo a vedere le immagini, gli elicotteri in volo su Piazza San Marco, non so se il nostro Christian Arboit è nuovamente operativo, nel frattempo, mentre cerchiamo Christian Arboit, io manderei un altro contributo realizzato dal nostro, da Lorenzo Maier, dalle isole ancora da Pellestrina, forse abbiamo questo contributo, ditemi se è pronto e se lo potete lanciare. Sì, faccio io. Benissimo, allora grazie Andrea Basso, vediamo ancora da Pellestrina. Ecco, come state vedendo l'acqua sta crescendo e ieri naturalmente ha sfondato questo muretto. Fortunatamente oggi le pompe, quelle manuali, funzionano, fortunatamente, ma non funzionano quelle che dovrebbero funzionare, quelle elettriche, quelle elettroniche, come volete chiamarle. La gente qui è in preallarme, come stavo dicendo prima. Vedete che la gente, su ordine della Vesta, ha racimolato tutto sopra le panchine perché passa la Vesta a prendere tutto. Le barche, quelle di ieri, che sono, guardate, sono sopra la panchina. Come stavo dicendo, ieri ha sorpassato questo muretto. Questo da Pellestrina, ringraziamo ovviamente anche i tanti telespettatori che ci mandano i loro contributi, fra poco sentiremo anche un nostro telespettatore da Burano, se non sbaglio, eccolo qua, da Burano. Ok, Ce l'abbiamo, abbiamo il signor Luigi? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno signor Luigi, ci dice anche il cognome? Volevo rimanere un attimino nell'anonimato. Va bene, allora signor Luigi, lei abita a Burano, se non sbaglio, com'è la situazione lì? Com'è la situazione? Ci racconti? Abbastanza critica, l'acqua molto invade le case e siamo un po' con l'acqua a mollo, sempre con i piedi a mollo ultimamente, la situazione è critica. È caduta la linea, lo riprendiamo fra poco. Allora, Christian Arboit da Venezia, Christian. Sì, Nicola. Allora, sì, ci troviamo. Sentivo un rumore. Dimmi dove sei, vai vedi pure. Nicola? Vai. Allora, ci troviamo. Sì, Nicola. Nicola? In diretta, sei in diretta. Mi senti? Racconta pure quello che vedi, sì, vai. Ecco Nicola. Sì, adesso. Allora, siamo al sottoportico di San Geminian, praticamente in piazza San Marco. E lì siete rimasti, congelati. Questa, vediamo se si sblocca. Si sta girando, si sta girando il film. Sì. Ecco, qua si sta girando proprio a ridosso di piazza San Marco, al sottoportico di San Geminian, il film con Valeria Golino e Stefano Corsi, che ho provato ad avvicinare, ma la produzione ci ha allontanato anche, devo dire, in malo modo, quindi la scena un po' surreale. In una piazza San Marco. Stanno girando nonostante la situazione? In una piazza. Stanno girando nonostante la situazione e devo dire che non ci hanno trattato nemmeno tanto bene, però adesso provo magari ad avvicinarli quando ho visto Stefano Corsi, peraltro finito nelle polemiche un po' in questi giorni.
Esatto, sì, sì, Stefano Corsi che comunque ben conosce Venezia, e c'è anche Valeria Golino. Ecco, quindi la scena è un po' surreale, devo dire, non ci sta stupendo non solo noi ma anche tanti turisti, quindi in una piazza San Marco sommersa dall'acqua, the show must go on, si potrebbe dire, e quindi insomma non so, resto un po' perplesso, devo essere sincero. È una delle tante contraddizioni. Ecco, come di Venezia, vedete stanno girando proprio la scena. Vediamola. È una delle contraddizioni di Venezia, dici bene Nicola. Allora, Si riesce a vedere la scena? Paola sta inquadrando, ecco, sì, vediamo. Paola, riesci per caso? Proviamo ad avvicinarci anche noi. Male che vada, tagliano la scena del film se entriamo Vabbè, in... assolutamente. Oppure Ecco. avrai un futuro come attore. Vediamo. Allora, come vedete ci sono tanti operatori, tecnici delle luci, truccatori, e qua una piazza San Marco allagata che fa male, quindi una vera e propria contraddizione, Nicola. Quindi stanno girando una scena. Ecco, adesso stanno ritornando indietro. Con la Piazza San Marco Sì, allagata. ecco, vedi, se vedi, adesso prego Paola di inquadrare, c'è Valeria Golino. Ecco Valeria Golino. Eccola qui. Ecco. Prova ad avvicinarla se riesci. Vediamo, possibile, io provo ad avvicinarla, sì. Sì, beh, visto che è passata qui davanti. Sì, assolutamente. Signora Golino, siamo in diretta su Antenna 3. Cosa ne pensa di questa Venezia ferita? Beh, ferita, sì. Come no? Fa male? Beh, certo. Ecco, sì Nicola, non è... Allora, ho bisogno che voi andiate di là, ho bisogno che non intervistiate l'attrice, noi stiamo lavorando. Però Piazza San Marco è sott'acqua. Piazza San Marco è Stiamo sott'acqua. lavorando anche noi e dovrebbe anche capire questa cosa. Cercate di lavorare, dai, andate. Vabbè, questa è la Piazza situazione. San Marco è sott'acqua. Ecco Nicola. Abbiamo visto e sentito. Abbiamo visto e sentito. The show must go on. Venezia resta sempre, no, la cartolina un po' da sfruttare. Ecco, adesso se vedi questa è Piazza San Marco in questo momento. È il momento del picco. Siamo alle 11.35, non so se abbiamo raggiunto i 160. Anzi, sta scendendo adesso. Sì, perché era alle 11.20 il picco, peraltro. Sta scendendo, sì. Sì. 153, quindi è stata sta visibilmente scendendo. di 7 cm inferiore rispetto alla previsione. Fortunatamente comunque 153 è un numero elevato. Ricordiamo che durante i giorni della tempesta Vaia arrivò a 156. Una situazione comunque di criticità evidente. Il problema, dicevamo prima, paradossale, è che dopo i 187 di 2 notti fa, tutto quello che è sotto può sembrare normale, ma normale non è. 160, 150 non è normale, è emergenza. Il problema è che No, non è normale, Nicola. dopo quella situazione che si può sentire lì, oppure spostati, Ecco. mi sa che lì non c'è molto Adesso da sentire, guarda, no? mi avvicino, siamo sotto il porticato. Dobbiamo stare attenti perché tra l'altro ci sono anche i fili della produzione televisiva del film, quindi che fanno un po' da intralcio. Ecco, ci avviciniamo a un signore, vediamo se ci dice qualcosa. Buongiorno, salve, siamo in diretta su Antenna 3. Com'è la situazione? Non ho voglia di parlare, grazie. No, meglio di no. Non ci sono parole in questi giorni. No, fai piacere, dai. Va bene, oggi è un po' così. Continua Adesso pure oddio. stoicamente. Sai, No, certo, noi chiaramente. continuiamo il nostro giro, non preoccupare. Allora, mentre continua il nostro giro, io ho un altro contributo del nostro direttore che sta realizzando un vero e proprio film da Venezia
dalla Venezia allagata. Allora, predispongo, ecco, sono 26 secondi, ma sono comunque delle immagini significative. L'hotel Messner, attenzione, aspettate un attimo, apro e lo vediamo bene. Questa è la situazione degli hotel, eccola. Guardate, reception è ovviamente un disastro. Per la seconda volta in 3 giorni. L'acqua che ha preso possesso della reception, della parte ovviamente l'ingresso dell'hotel. Mi sa che ci conviene andare dall'altra parte. Questo è il nostro Christian Arboit. Allora, abbiamo una segnalazione importante, perché poi sapete c'è tutto il fronte delle... Teniamo le immagini di Christian Arboit, raddrizziamole un attimo, ditele che teniamo le loro immagini intanto, oppure torniamo sul local team mentre si predispongono. Ecco qui, local team è ancora sulla zona dove stanno realizzando il film. Allora manteniamo queste immagini. Ah, abbiamo Christian, è riuscito a convincere, Sì, vai. Sì, ecco, no, più che non era arrabbiato con noi, era arrabbiato con la produzione del film, ecco. perché questi stanno andando avanti. Sì, no, sono qua che mi fanno le onde dentro il negozio, mi buttano l'acqua dentro la vetrina, io non so che gli ha dato il permesso di fare sta cosa, sta pagliacciata. Cioè, questo è il rispetto che hanno per noi. Scandaloso, come se non bastasse. Guarda, mi buttano l'acqua dentro il negozio, dentro la vetrina. Vabbè, per fare il filmetto. Lei ha parlato con qualcuno della produzione? No, sì, non ti rispondono neanche, figurarsi. Sono troppo impegnati a fare il loro filmetto. No, guarda. E com'è la situazione in questi giorni? I danni? Disastrosa, drammatica. Cosa vuole? Parliamo di centinaia di milioni di euro di danni. La gente che dichiara fallimento perché non può recuperare. E questi fanno il filmetto. Basta, non parlo più. Lei ha quantificato i danni? Non ancora, non posso, anche perché tra l'altro dicono che sabato notte fa di nuovo, quindi cosa conto? Un'emergenza senza... A rate li conto i danni. Dai, per piacere, basta adesso. Grazie. Ecco Nicola, non ce l'aveva con noi, ma giustamente con la produzione del film che va avanti come se nulla fosse, e devo dire anche i modi lasciano un po' a desiderare. Ma al di là dei poca modi comprensione probabilmente per quello che sta succedendo. Al di là dei modi, ecco, allora, occhio al cavo. Adesso lasciamo un attimo questa cosa surreale. Spostiamoci in altre zone, ti chiedo, di Venezia. Bisognerà capire però come è stato possibile che fosse data un'autorizzazione di riprese di questo film in queste condizioni. L'abbiamo sentito, il negoziante con i problemi di... Sì. Adesso Nicola proseguiamo sotto i portici per raggiungere nuovamente il patriarcato e continuiamo a parlare con chi sta vivendo sulla sua pelle viva il dramma di questi giorni. Allora, siamo a 154 la marea anche attuale. Qui proviamo a sentire. Siamo a 150, ok. Non è... Signora. Ah, ecco, la titolare del negozio ci fa entrare, Nicola. Vai. Ecco, quindi questa è la situazione allo stato attuale. Allora, vediamo, alle 11:40 del... Ecco. Vediamo se si risblocca, intanto lasciamo queste immagini, vediamo, ecco, se poi ritorniamo da Christian anche per capire cosa ne pensano i negozianti di quello che ha appena detto il loro collega. Non parla? Non vuole parlare, Christian? Posso chiederle, stanno girando un film? Non so del film che stanno girando, questo non so niente. Non posso dire nulla perché non conosco nessuno e non so nulla di queste cose qua.
Allora, per evitare tutto qua, visto la situazione che è qua in giro. Non è di buon gusto. No, non proprio zero, non è proprio bello. Ecco, tutto qua. Dispiace per tutte le persone che hanno casa, che hanno negozi, che abitano qua, che sono sotto acqua proprio. Dispiace molto, tutto qua. Io ci lavoro, ma è un problema grande. Ecco, tutto qua. Grazie. Ecco, come senti Nicola, lo sconcerto è generale, non tanto per creare facile polemica, ma perché appunto qui si stanno consumando dei piccoli grandi drammi anche grandi privati. Direi, sì, certo. Piccoli grandi drammi privati e con negozi che sono appunto messi molto male. Vedete, questi sono chiusi, la gioielleria Nardi, uno dei marchi storici di Venezia. Questo, diciamo così, è il portico delle gioiellerie, soprattutto. Le paratie sono ancora in azione. Ecco una signora. Signora, siamo in diretta su Antena 3. Sì. Posso chiederle, c'è poco da dire, ma com'è la situazione, come la state vivendo? Come vede lei, aspettiamo che vada giù, speriamo bene. Per l'ennesima volta. Esatto. Lei ha quantificato i danni di questa ondata di maltempo? Non saprei dirle. Cosa si augura per Venezia? Che cambi un po' questa situazione. Grazie. Prego. Con Nicola qui ci sono poi, ecco, vedi ci sono le forze dell'ordine che sono schierate in questi giorni. Tra l'altro qui siamo davanti al punto di primo soccorso dell'USL 3, quindi le forze dell'ordine, ma ci sono anche gli uomini dell'esercito che stanno appunto monitorando la situazione. Ci avviciniamo al Palazzo Ducale. Tu poi dovresti avere l'acqua appuntamento... qui, almeno qui, sta scendendo rispetto a prima. Sì. Dovresti avere appuntamento poi alla Basilica per fare un reportage da lì, dalla situazione della Basilica? Sì, esatto, sì. Ma forse... Diciamo che raggiungerla adesso è abbastanza... adesso no. Non ce la facciamo, allora, perché non... Facciamo una cosa, Cristian. Però fra qualche minuto dovremmo farcela. Fra qualche minuto forse ce la fate? Allora fammi sapere se ce la fate, nel caso poi ci spostiamo, ecco, lasciamo magari lo scenario di Piazza San Marco per spostarci in altre zone, perché ovviamente è tutta Venezia che ha questa situazione drammatica. Vedete, stanno mandando via anche le telecamere di Local Team. Niente, questa sa da fare, questa ripresa sa da fare e quindi non c'è verso. Allora, resta collegato con noi, però magari cominciamo a spostarci da Piazza San Marco, ok? Così? No, perché sono contro lui, sono in diretta. Cristian forse non mi sente. Allora, io chiedo a Francesca Bozza se è possibile fare un collegamento con Tiziana Bolognani, perché credo che il vertice a Belluno possa essere finito, o forse ci può dare un aggiornamento, perché c'è quell'altro fronte. Poi risentirei anche Federico Fusetti, se mi date questa indicazione. Nel frattempo, mentre continuiamo a vedere le immagini di Piazza San Marco, ora abbiamo anche capito che c'è la ripresa del film con Accorsi, che però provoca qualche problematica. Esatto, sì. Stefano Accorsi, non uomo polemiche su Venezia, l'ultima, lo ricorderete, quando sfrecciava in motoscafo, e quindi ci fu una ridda di polemiche sui social per vedere per commentare quello che era successo, insomma, polemiche su Stefano Accorsi. Lo ritroviamo qui oggi a Venezia, evidentemente è un po' abbonato a queste situazioni, con Valeria Golino, la troupe del film che stanno girando. Il problema è che sta creando dei problemi ai negozianti già approvati dall'Acqua Alta, perché il loro continuo spostarsi della troupe provoca le piccole onde, insomma, che entrano nei negozi. Resta da capire
come sia stato possibile dare un'autorizzazione in una giornata come questa, ben sapendo cosa c'era in ballo. Allora, Cristian, se tu mi senti? Cristian, mi senti? Sì, ti sento, Nicola. Allora, volevo avvertirti di questo, resta in zona, ti sento. Resta qui, resta lì, perché il presidente Zaia fra un quarto d'ora, circa intorno alle 12, si incontrerà con il ministro Dario Franceschini, il ministro per i beni culturali, di fronte al patriarcato. Di fronte al patriarcato. Esatto. Allora, resta lì, così lo intercetteremo e visto che siamo lì chiederemo anche di questa polemica del film, visto che è il ministro dei beni culturali. Comunque, ovviamente, gli chiederemo della situazione della Basilica di San Marco, di tutt'altro, però chiaramente si troverà di fronte anche lui questa situazione. Allora, tu resta pure lì, ci sposteremo dopo in altre zone. Dovremmo avere, credo, un altro contributo, non lo so se abbiamo un altro contributo, io però farei vedere una cosa, nell'attesa di collegarci nuovamente, un'intervista fatta dal nostro Federico Fusetti al professor Luigi Dal Paos, che appunto torna a parlare della situazione emergenziale. Come? Oh, benissimo, allora sentiamo il professor Luigi Dal Paos su questa situazione, su quello che si è creato, su quello che si potrebbe creare. È accaduto un fatto grave, eccezionale, ma diciamo in qualche modo non sorprendente, perché questo è il destino della laguna. Il professor Dal Paos, tra le massime autorità che studiarono come difendersi dalle piene del Piave e del Livenza dopo il 1966 e che ha collaborato con le commissioni interministeriali per la difesa della laguna, non è mai stato tenero con il Mose, sottolineandone le possibili criticità, ma oggi ne chiede a gran voce il completamento. Sono sempre stato critico nei confronti della soluzione ingegneristica che hanno voluto perseguire senza prestare ascolto alle osservazioni di molti. Però, pur avendo criticato, direi che oggi sono dell'opinione che, se è possibile, bisogna andare a finire quest'opera. Restano però alcune domande. Per quanto tempo, una volta completato, il Mose difenderà Venezia e la laguna? Che cosa succederà in prospettiva con i valori di innalzamento del livello medio del mare previsti dall'IPCC, di cui si parla da parecchio tempo. Altro tema delicato, quello dei costi di gestione e manutenzione. Basta con la riservatezza. Queste cifre, questi dettagli vanno resi pubblici. I costi di gestione e manutenzione di queste opere, che diventano, secondo me, forse difficilmente sostenibili nel tempo. Si parla di 100-120 milioni di euro all'anno. Quanto a Padova, la priorità rimane la stessa. Io penso sempre, anche qua forse poco ascoltato, che la vera priorità sia quella di difendere Padova dalle acque dei fiumi. Tutti e due i fiumi che la circondano sono in grado di metterla in condizioni critiche. Un'opera che aiuterebbe Padova e anche Venezia è l'idrovia, se fosse completata. L'idrovia ha sicuramente un interesse dal punto di vista della difesa idraulica della bassa padovana, nel caso specifico del Roncaiete inferiore, ma penso anche che l'idrovia, opportunamente gestita, potrebbe aiutare la laguna di Venezia, che è in preda a un processo erosivo pazzesco. Il pericolo maggiore invece è dietro l'angolo. Io quello che trovo incredibile è che si piange dopo gli eventi che ti travolgono, per un po' si riflette, ma poi c'è una tendenza a dimenticare pazzesca. Così il professor Luigi Dal Paos. Allora, fra mezz'oretta circa ci collegheremo da Marghera con la nostra Ilaria Marchiori per seguire un po' il quartiere generale della Protezione Civile regionale con l'assessore regionale Bottacin. Adesso invece ci colleghiamo con Tiziana Bolognani. Allora Tiziana, ci eravamo dati appuntamento per quest'ora. Cosa emerge dal tavolo, dal vertice operativo a Belluno? Sì,
Nicola, allora la riunione, ti confermo, si è conclusa poco fa. La situazione meteorologica, contrariamente alle previsioni di questa mattina, è migliorata, nel senso che resta sempre la criticità concentrata nelle ore pomeridiane, quindi con piogge molto abbondanti e ancora venti forti che già hanno causato qualche caduta di albero, soprattutto nella zona del Neve Granda, del Castionese, anche dell'Agortino hanno appena segnalato, ma nulla rispetto allo scenario che ci si poteva immaginare. E pur tuttavia la situazione resta sotto controllo, perché sembra che l'emergenza si stia spostando dopo una tregua, quella di questa mattina, il lieve peggioramento previsto per il pomeriggio, e domani sostanzialmente un momento, come dire, di morbida. La situazione peggiorerà nuovamente nella giornata di domenica, ed è per questo che in prefettura è stato istituito proprio a Palazzo dei Rettori il punto di protezione civile, di coordinamento della protezione civile. Il prefetto ci ha aggiornato dicendoci che nel pomeriggio adesso stanno cercando di capire a che ora si incontreranno. Ci sarà un nuovo vertice tra tutti gli organismi che naturalmente compongono lo strumento, ecco, questa grande macchina di protezione civile. Tutti gli uomini e mezzi sono comunque sul territorio. A Feltre ci sono situazioni di smottamenti, di qualche allagamento, di caduta piante, e tutto sommato comunque una situazione che viene tenuta sotto controllo. Il sindaco di Belluno invece ci ha appena riferito che siccome resta comunque presente il problema di calo di energia elettrica o di blackout, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, stanno cercando di contattare tutte le persone che in famiglia hanno persone malate che sono servite da strumenti elettromedicali, per portare loro generatori di corrente, per evitare che ci siano appunto problemi a persone che evidentemente soffrono di gravi patologie di tipo respiratorio. Questa è la situazione per il momento a Belluno, e vi devo dire che uscendo dalla prefettura anche, come dire, il cielo sembra che si stia aprendo, e la pioggia non è più incessante come quella di prima. Il vento c'è, però la situazione è diciamo più tranquilla, più piacevole, ecco, rispetto a prima, quando invece ci siamo collegati e vi abbiamo fatto vedere che ci pareva proprio di rivivere l'incubo dell'anno scorso, nella medesima posizione, evidentemente con un cambio di scenario, con la luce anziché con il buio, ma c'era fortissimo vento, c'erano fortissime raffiche di vento e gli scrosci d'acqua erano veramente violenti. La quota neve si è alzata. Se questa mattina davano nevicate abbondanti già a partire dai 1000-1200 metri, in questo momento le nevicate si sono alzate a quota 2000. Questo perché sta soffiando il vento caldo, che in pianura si chiama scirocco, qui è il Fenne, quindi le vallate si sono riscaldate, la temperatura si è alzata. In questo momento, nonostante io stia indossando un piumino e un berretto per proteggermi dall'acqua, c'è caldo, insomma, si sta bene rispetto a ieri. Evidentemente c'è una situazione sicuramente differente e più tranquilla. Vi dicevo, la situazione resta comunque sotto controllo. A Belluno c'è la festa patronale, che è iniziata lunedì, no? Abbiamo ricordato il patrono San Martino, e si conclude domenica, e proprio domenica era la giornata della grande fiera con le bancarelle in tutto il centro cittadino, e quindi la previsione dell'afflusso di decine di migliaia di persone. Bene, il sindaco in questo momento ci ha confermato che la fiera di San Martino viene annullata, proprio in considerazione del fatto che le previsioni per domenica indicano un grave peggioramento, e per ragioni di sicurezza, di incolumità pubblica, la fiera verrà sospesa. Nicola. Dopo, per capire un attimo di nuovo l'evoluzione, ma è importante quello che ci hai detto, perché ci hai detto di
una situazione in miglioramento, almeno ovviamente per ora, nel bellunese. Allora, io andrei invece da Lorenzo Maier. Lorenzo Maier ci aggiorna dal Lido con una situazione molto molto pesante all'Hotel Excelsior, al Lido. Stavamo parlando prima di cinema quando abbiamo visto il nostro Christian Arboit, insomma è stato cacciato un po' in malo modo, come tutti i giornalisti, dalla zona dove stanno girando un film. Proprio oggi, e abbiamo anche raccolto la rabbia dei commercianti che vedono appunto l'acqua che entra nei loro negozi e diciamo il moto dell'acqua provocato dal continuo via vai della troupe certo non aiuta, quindi molto arrabbiati anche con questa situazione. Dicevamo cinema e c'è il simbolo del cinema, della mostra del cinema Hotel Excelsior al Lido, che è devastato dall'acqua. Allora, Lorenzo Maier. Ah no, vedo che abbiamo il patriarca Moraglia, allora andiamo subito con l'Arboit, poi andiamo con Lorenzo. Christian. Christian. Allora, Christian è a 2 passi dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ditemi se ci sente per poterlo sentire. Siamo in diretta. Eccolo. Siamo in diretta. Che televisione? Antena 3. Patriarca, terzo giorno di emergenza qui a Venezia, qual è il suo stato d'animo? Di preoccupazione, perché questi fenomeni con cui noi eravamo abituati a convivere, l'acqua alta appartiene all'orizzonte culturale storico di Venezia, stanno diventando invece adesso dirompenti. Un anno fa, il 29 ottobre, un fenomeno simile a questo. Adesso in questo momento la città è al 65% sott'acqua. La notte scorsa è andata all'80% sott'acqua. La Basilica ha dei disastri, soprattutto nella cripta, nei pavimenti, nelle colonne. A me preoccupa la gente, però, soprattutto, che ho visitato già la mattina successiva. Noi siamo preoccupati perché la gente incomincia a essere disperata, ecco, ogni anno doversi trovare nella condizione di ripetere gli stessi gesti per salvaguardare delle attività. Quindi si tratta di famiglie, si tratta di piccole aziende molte volte, poi ci sono anche i grandi marchi a Venezia certamente, però ci sono anche le realtà piccole che cercano di vivere. Qualcuno mi ha detto: ma non riusciamo più a sopravvivere se ogni anno succede questo. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Poi sa, delle 120 chiese che abbiamo in Venezia e nelle isole, 60 sono andate sott'acqua, con danni ingenti, soprattutto per le comunità che sono ferite, vedendo che in modo ricorrente succedono questi atti di fronte ai quali ci si chiede come mai il Mose, che è 30 anni che tutti ne parlano e tutti ci lavorano dietro, non entra in funzione. Adesso aver sentito una data che ci porta oltre il 2021 è una cosa che ci preoccupa, perché in autunno, non solo in autunno ma soprattutto in autunno, ci sono questi fenomeni particolarmente pronunciati di acqua alta. Quindi noi cosa vuol dire? Che abbiamo ancora 2 autunni con dei grandi punti interrogativi, sperando che non succeda? Ecco, questa è la grande preoccupazione che noi abbiamo, e come veneziani esula delle nostre possibilità, perché quello che è possibile fare come gestione ordinaria, ecco, dell'acqua alta lo facciamo volentieri, ma di fronte a questi fenomeni è la politica che da qualche decennio non ci ascolta, e questo ferisce, ecco, la comunità veneziana. Il sostegno di Venezia non solo perché è un simbolo, ma perché comunque è danneggiata la vita di migliaia di persone, di imprese, quindi è un impegno che è partito ieri con le prime misure per l'emergenza, ma deve proseguire in modo strutturale nel tempo. Ministro, scusi. Abbiamo ragionato di diverse cose concrete con il sindaco, adesso ci sarà un incontro con i sovrintendenti, con tutte le strutture, sono arrivati i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, i cosiddetti caschi blu della cultura,
Queste sono le misure per l'emergenza, qui c'è un problema enorme che va dal MOSE, dal funzionamento del MOSE, ma anche degli interventi che per risarcire tutte le attività commerciali private che sono danneggiati. Io sono entrato in diversi negozi allagati nonostante le barriere, quindi il problema è enorme, vorrei che la comunità italiana e internazionale se ne rendesse conto fino in fondo. Il Consiglio dei Ministri ieri ha varato lo stato di calamità, basta questo? Questa è la prima cosa, sono 20 milioni per le prime urgenze, certo qui servono cifre ben diverse. Rifinanzieremo la legge speciale per Venezia e andrà fatto molto di più. Certo, invece per quanto riguarda il MOSE c'è volontà di completarlo da parte del governo? Ai nostri veneziani è chi in qualche modo ha una responsabilità pubblica in ambito ecclesiale o civile non vi lascia soli, è presente, viene a visitarvi nel momento della difficoltà. E allora lei capisce il discorso che facevamo prima sulla politica invece nazionale, che la percepiamo un po' disattenta rispetto alle esigenze necessarie, ecco, non voluttuarie della comunità veneziana. Quella di questi giorni è una passerella. Sì, dimmi Nicola, scusa. Allora, mentre stavi sentendo il Patriarca, Monsignor Moraglia, abbiamo fatto vedere un secondo l'arrivo del Ministro Franceschini, che è lì adesso, è in questo momento, quindi appena finito con lui poi vai dal Ministro. A questo punto io chiederei a Monsignor Moraglia cosa chiede al Ministro Franceschini, cosa gli chiederà? Certo. E Patriarca, cosa chiederà al Ministro Franceschini che fra pochi minuti arriva? Guardi, in un modo un pochino più tecnico tutto quello che ho detto a voi. L'ho già chiesto al Presidente Conte. Ho cercato anche di potergli parlare riservatamente e sono riuscito anche a coinvolgere nel discorso il prefetto, la sovrintendente e tutte quelle persone che potevano dare al primo ministro una situazione reale di Venezia, perché quello che noi dobbiamo fare è poter dire che abbiamo fatto il possibile per comunicare una situazione difficile, una situazione che non si deve ripetere. Perché io come Vescovo e penso gli amministratori locali dobbiamo poter guardare negli occhi la nostra gente e dire quello che era in nostro potere l'abbiamo fatto. Quindi al Ministro Franceschini dirò e ripeterò quello che ho detto a Conte, al Premier Conte, aggiornato da qualche dato che ieri non avevo e che adesso ho ricevuto e che delinea una situazione ancora più difficile. Dirò a Franceschini che le cose che ho detto al Ministro Franceschini dirò le cose che ho detto al Premier Conte, dicendo che le avevo già riferite a Conte e che a lui aggiungo alcune precisazioni che sono dati che ho acquisito adesso. Ecco, che dati? Ci può anticipare qualcosa? Ma il tipo di sofferenze che lui è il Ministro dei Beni Culturali, no? Che i nostri beni hanno avuto, ma soprattutto che questo genera sconforto nella gente, sconforto nelle comunità parrocchiali, sconforto nei giovani, sconforto nelle persone anziane, ecco, che si sentono abbandonate perché vedono spazi per loro cari che conoscono da sempre, che condividono con gli altri e che hanno rappresentato momenti importanti della loro vita, lasciati un po' all'incuria, al caso. Ecco, io devo ancora raggiungere alcune realtà delle isole, ma mi dicono che Murano, la Basilica di San Donato è stata lesionata, ma non solo questa. Se cito Murano e non cito gli altri farei dei torti alle altre situazioni, ma dovrei fare un rosario di parrocchie e di chiese che sono state in qualche modo lesionate. Io vorrei far capire al Ministro che certamente la lesione degli immobili però costituisce una ferita profonda delle comunità che vivono e amano quei luoghi e quegli spazi. Grazie Patriarca. Nicola, grazie davvero per il contributo. Allora raggiungi il Ministro Franceschini se puoi, dovrebbe essere vicino a te perché era proprio arrivato a San Marco, fra poco si vedrà con il Governatore Luca Zaia, ha parlato dei caschi blu della cultura e i carabinieri del nucleo
tutela dei beni artistici. Abbiamo Lorenzo Maier al telefono dal Lido perché, dicevamo, l'Hotel Excelsior, simbolo della mostra del cinema, è devastato, così mi dici, mi confermi? Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Purtroppo si appesantisce il bilancio dei danni, nel senso che, come dicevi tu, purtroppo l'alta marea è entrata all'interno dell'Hotel Excelsior e purtroppo l'acqua che è entrata dentro è entrata sia dalla parte della laguna sia dalla parte del mare, quindi davvero i danni sono pesantissimi. L'hotel in questo momento da qualche settimana è chiuso perché ovviamente apre solo in stagione, da aprile a ottobre, però veramente è una cosa che non ci voleva. Ecco, c'è il direttore generale della struttura, il dottor Alessio Gazzazera, che sta cercando in maniera incessante di lavorare per ripulire per quanto possibile i gravissimi danni che ci sono stati. La marea di questa mattina è stata un'ulteriore mazzata, anche perché, ripeto, non è solo l'acqua della laguna, è anche l'acqua del mare che è entrata dalla parte dell'ingresso, quello che appunto tu giustamente ricordavi, che dà sulla spiaggia, che è un po' il simbolo della mostra del cinema. Danni davvero molto molto pesanti, purtroppo. Ecco, durante la marea di 2 notti fa la situazione com'era lì? È stata questa ad aver dato maggiori problemi, quindi? Diciamo che questo è stato un po' il colpo di grazia, se così si può dire. Si potrà lavorare, quindi verrà sicuramente sistemato tutto quanto in linea dei modi, ma come si ricordava, come nel caso della Basilica, anche questo un po' è un monumento costruito ai primi del Novecento, un simbolo ultracentenario, per cui l'acqua della laguna e del mare poi lascia le tracce del sale, quindi rovina i preziosi marmi e tutte le cose antiche che ci sono in questo hotel, che ripeto è dove è nata la mostra del cinema nel 1932, è un po' il simbolo del Lido. È stata una cosa incredibile, mai era successo. Credo che la forza della marea arrivasse sia dalla parte della laguna che dal mare, una cosa incredibile. Grazie, allora, grazie Lorenzo Maier. Il problema è questo, insomma, questa seconda ondata di acqua alta, seppure più bassa, è stato un po' il colpo di grazia, può essere per molti il colpo di grazia. Allora io, mentre ti saluto, ci ragioneremo dopo e fra poco ci risentiamo anche con Christian Arboit. Mi ha raggiunto in studio Ferdinando Avarino, a cui cedo il testimone per continuare questa lunga diretta. Se lo vediamo, eccoci qua, così ci diamo il passaggio di consegna, ma io non ho molto altro da darti. Se non il microfono, assolutamente, magari il microfono te lo do e forse è la cosa migliore. Adesso facciamo questo passaggio mentre continuiamo a vedere le immagini di questa piazza San Marco devastata. Eccoci qua, forse qualcosa si è staccato. Ecco qua. Grazie Nicola per l'ottimo lavoro, insieme a Francesca Bozza, tutti i nostri giornalisti, Andrea Basso, grazie a Nicola Zanetti, Andrea Basso, Roberto Durigon, Francesca Bozza, il coordinamento fino a questo momento, che ora passa appunto a Nicola Zanetti. Cerchiamo di sentire, Nicola, anche Angelo Cimarosti per la situazione pedemontana che vedevamo poco fa. I reportage del nostro direttore Luigi Baccialli, l'avete visto, sempre sul campo quando ci sono emergenze di questo tipo. Tra l'altro ci raggiungerà perché sarà nello studio di questa edizione straordinaria anche oggi. Ho visto tantissimi commenti per quello che è successo sin qui. Sentiamo pure anche l'audio ambientale, ti chiedo Andrea sempre delle immagini di quello che è successo sin qui, furiosi per quello che hanno visto e ascoltato dai nostri microfoni, cioè la risposta dello staff della produzione di questo film. Stiamo lavorando, portate rispetto, quello che ci hanno detto, con rabbia, al microfono di Christian Arboit, che non so come abbia potuto mantenere la compostezza che io non avrei mai avuto, e ovviamente sono furiosi i telespettatori che stanno commentando la diretta. Vi do una piccola notiziola, purtroppo sono talmente tanti anche collegati con lo streaming del nostro sito web di Antena 3 di Media Nord-Est, che quello stesso streaming è saltato perché erano in troppi. Allora abbiamo attivato la diretta Facebook e quella diretta ha una serie di commenti, compreso questo, che ci intimava di maltrattare lo staff della produzione del film di Valeria Golino e Stefano Corsi, cosa che ovviamente non abbiamo fatto. Tantissimi, rispondo anche a questa domanda, ci stanno scrivendo di spostarci in altre zone, come abbiamo fatto l'altro giorno lo vogliamo fare, ma come vedete non è molto semplice. Christian e
Paola Barbato stanno facendo un lavoro straordinario. Cristian, torniamo da te appena ci sei, fammi sapere Andrea, ti prego, non è facile spostarsi, tra l'altro avete visto Cristian immerso fino alla cintura e non è dotato di stivaloni, non è riuscito a trovarli in tempo, come ci raccontava questa lunga diretta questa mattina. Siamo in onda da più di 2 ore. Continueremo per raccontare il dramma nuovo che sta vivendo ancora una volta Venezia dopo l'emergenza di 48 ore fa. Vi posso dire che l'aggiornamento è di 151 centimetri per quanto concerne la marea, quindi scende certo dai 154 raggiunti il massimo di questa mattina, non i 160 che si temevano, non molto peggio rispetto a quanto si temeva dopo che le previsioni dell'altra sera davano 140 e si è arrivati a 187, quindi anche per questa nuova giornata avevamo paura le previsioni potessero non essere, per quanto riguarda la marea, azzeccate, perché molto dipende dal vento. Cristian, se ci sei siamo da te subito e vi dico, Ilaria Marchiori sta raggiungendo la centrale operativa della polizia locale, da dove è arrivato il primo video di Lorenzo Maier, quindi Hotel Excelsior. Facciamolo vedere subito ringraziando Lorenzo. Dicevo, Ilaria Marchiori sta raggiungendo la centrale operativa della polizia locale di Venezia, dove ci sarà l'assessore Giorgio Deste, tutti i monitor, tutta la situazione della città, e quindi potremo aggiornare al meglio. Ditemi se faccio vedere io da qua, Andrea, o lo faccio io? Ok, allora devo toglierti queste immagini, se possiamo spostarci sullo zaino zaino fermo. Allora attendiamo qualche istante, scusate, è una questione tecnica, dovete farmi configurare il computer. Eccolo qua. Federico. Sì, buongiorno Federico. Ciao Federico. Allora ok, velocissimi. Allora stavo dicendo a Ilaria Marchiori, sono quasi pronti anche dal comando, prima un collegamento a Piazzale Roma, va benissimo. Scusami Federico, faccio vedere il primo video, eccolo qua, di Lorenzo Maier dall'Hotel Excelsior, pesantemente danneggiato, visto che stiamo parlando di cinema e si continua a girare anche in questa giornata funesta a Venezia. Queste sono le prime immagini di Lorenzo Maier, guardate che disastro all'esterno all'Idolo Hotel Excelsior, è riconoscibile. Poco più in su appunto c'è la balaustra che si affaccia sul mare, sulla laguna, eccolo qua. Nel video di Lorenzo Maier dal Lido di Venezia all'Hotel Excelsior, così ridotto. Federico, che aggiornamenti hai tu per noi? Sì, buongiorno di nuovo. Io sono in Val Brenta, quindi Valsagna, la zona, quella gola insomma, che corre di fianco al Brenta, che parte poi da Bassano e va su verso le montagne. La situazione è che c'è pioggia, anche se non è una pioggia molto insistente, prima lo era molto di più. Qui sono preoccupati più che altro per il vento, è un vento che a raffiche sta creando dei problemi, c'è stato qualche blackout elettrico nei paesi, quelli un po' più, e nelle frazioni un po' più isolate. Direi che questa è la loro preoccupazione maggiore. Il fiume è sotto controllo, si aspettano una piena tra qualche ora, ma sinceramente abbiamo visto che per il momento è tutto ampiamente sotto controllo. Il sindaco di Val Brenta ha deciso ieri sera di chiudere le scuole, quindi scuole chiuse soprattutto per evitare spostamenti inutili alle famiglie, quindi più che per la pericolosità ovviamente delle scuole o del territorio, è per evitare che le famiglie si muovano, quindi il più possibile limitare gli spostamenti. In effetti insomma davvero traffico scarsissimo, poche persone in giro qui. Tra poco andrò nella frazione dove ieri sera c'è stata questa frana, un boato che ha costretto il sindaco ad evacuare d'urgenza 6 famiglie, una quindicina di persone che sono già rientrate questa mattina a casa. Adesso dovranno fare le valutazioni con la regione per capire soprattutto dove è caduta questa frana, perché si è sentito il boato ma non hanno ancora individuato i massi dove sono, nonostante un sorvolo fatto con l'elicottero dei vigili del fuoco. Dicevo, comunque le famiglie ospitate in alberghi e bed and breakfast sono già rientrate a casa. Tra poco andremo a vedere qual è la situazione lì. C'è molto
sono in collegamento stretto, è stato ovviamente aperto anche qui il COC, il centro operativo comunale, sono in collegamento stretto sia con Belluno, perché insomma, è confinante come territorio, e quindi la decisione di chiudere le scuole a molti comuni del Bellunese poi qui è stata ripresa, diciamo, anche per chiamiamo Ilaria Marchiori, dico intanto alla regia, chiamiamo Ilaria Marchiori che è pronta per il collegamento da Piazzale Roma, poi spostarsi alla sede della Polizia Locale di Venezia per aggiornare con tutti i monitor le notizie che arrivano alla centrale operativa. Scusa Federico, vai pure. Niente, ecco, poi magari vi aggiornerò quando andrò su in questa frazione, tanto per un dato che è interessante. Questa gola, questo comune di Valbrenta, che è un nuovo comune che è nato dalla fusione di più comuni, pensate che è lungo 25 km, quindi pensate questa gola lungo il Brenta è 25 km di territorio da controllare, quindi protezione civile, sindaco, sono tutti un po' al lavoro, si spostano continuamente, ma c'è sempre un presidio vicino al fax, perché ho scoperto che il mezzo di comunicazione che per legge il COC deve avere non è internet, tanto è vero che internet qui in comune è bloccato, è saltata la linea, ma il fax, che è evidentemente il mezzo che viene ritenuto più affidabile, quindi ci sono delle persone che rimangono sempre vicine ai fax per avere i collegamenti e le informazioni dalla prefettura. Ecco, questa era una curiosità che io sinceramente non conoscevo. In queste condizioni se volete se volete ci riaggiorniamo allora tra un po'. Dicevo, piove ma non troppo, vento che disturba, pericolo di blackout elettrici, ma insomma per il momento la situazione è ampiamente sotto controllo qui. Va bene Federico, allora torniamo ad aggiornarci con te più tardi, appena hai notizie ovviamente torna a collegarti subito con noi. Grazie a Federico Fusetti, do un paio di altre notizie così diamo il tempo anche a Ilaria di prepararsi per il collegamento, poi una pubblicità. Le abbiamo eliminate tutte come avete visto, ma alcune anche per consentirci di riorganizzare la macchina le dobbiamo trasmettere. La Società Italiana degli Autori e Editori, la SIAE, stanzia 150.000 euro e lancia la raccolta fondi per aiutare le librerie e le biblioteche di Venezia. Il dramma della libreria Acqua Alta di Venezia, nota in tutto il mondo per la sua particolarità e per la difficile sopravvivenza, vediamo le immagini, a causa della condizione con cui la Serenissima da sempre deve convivere, si trova in questi giorni a fare i conti con un destino scritto nel suo nome, Acqua Alta, completamente sommersa dall'incredibile marea. Quindi 150.000 euro, l'abbiamo visto proprio ieri anche le migliaia e migliaia di libri che purtroppo si è dovuto buttare. Che cos'è questo? Sospensione dei campionati nella zona del Bassanese, campionati di calcio. Adesso vediamo altri video che arrivano da Chioggia. Scusa Andrea, devo staccare per far vedere questi video. Questo è tutto Chioggia, Nicola Zanetti che sta coordinando adesso la diretta. Ecco Chioggia, la situazione, guardate, sentiamo l'audio sempre. Grazie. Questa è la situazione di Chioggia adesso, dicevamo scesa 151 l'acqua alta a Venezia, ma scende molto lentamente, anche se appunto il nostro Cristian Arboit poco fa aveva l'impressione di una discesa rapida, ma questa è la situazione anche a Chioggia. Guardate i video, è l'incubo che sta rivivendo tutta l'area del veneziano. Ancora in questa giornata, ma d'altronde ce l'avevano detto, mi dicono nevica fortissimo, molto a Cortina d'Ampezzo e quindi quella neve con questa condizione di fatto di caldo, perché non è un grande freddo, lo zero termico che si alza, come ci raccontava l'assessore Bottacin, si alza di quota, quindi il freddo c'è ma più in su e quindi larga parte del nostro territorio è in una condizione sostanzialmente di caldo, lo vogliamo definire in questa maniera, e quindi quella neve che arriva comunque si scioglierà e porterà nuova acqua, e allora ci si prepara soprattutto per la zona della pianura, quindi ci diceva Angelo Cimarosti, appena possiamo sentiremo anche lui, il Brenta che si alza, vedremo poi il Piave più avanti. Dunque, scusami Andrea, non ho capito se Ilaria c'è o no, la dobbiamo chiamare noi, volevo dirvi, quindi Nicola, appena poi c'è Ilaria Marchiori la sentiamo. E allora direi così, proprio per vedere se Cristian si avvicina al ministro Franceschini, Ilaria si prepara al collegamento con noi, sarà in Piazzale Roma e tra poco, lo diceva la sala operativa della Polizia Locale, ci fermiamo, ma davvero poco. Continuiamo a vedere anche i vostri commenti sulla diretta streaming della pagina Facebook di Antena 3 e sentire ovviamente le altre voci per l'incubo che sta vivendo ancora una volta Venezia. Tra poco.
Allora, torniamo in diretta con la nostra edizione straordinaria, in onda da più di 2 ore e mezzo. Allora, quello che vi stiamo raccontando è il nuovo incubo che vive in questo momento Venezia e tutto il veneziano. Abbiamo visto le immagini di Chioggia, ci arrivano segnalazioni, vabbè, ovviamente Pellestrina, l'abbiamo vista in tutte queste giornate, il luogo più colpito, là dove è andato anche il Premier Conte nella giornata di ieri. C'è il Ministro Franceschini, questa mattina Salvini, ogni tanto vediamo appunto anche queste immagini, Andre, nel nostro archivio. Ringraziamo tutti, anche Ilaria che adesso si collega con noi. Dove sei, Ilaria? Piazzale Roma, mi sembra di capire, no? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno allo studio. Qui siamo in Piazzale Roma, ricorderete che 2 giorni fa eravamo in Piazzale Roma e non si vedeva niente, invece vi voglio far vedere qual è in questo momento la situazione nella zona della C Hotel Venezia. Guardate, completamente allagata. Non è arrivata fino ai gradini perché si è fermata prima, però qui completamente allagata, mentre 2 giorni fa, dopo che era stata toccata la marea eccezionale di 187 centimetri, qui era tutto asciutto, ma non è finita qui. Se venite con me, vi porto, andando più avanti, nella zona dei Tre Ponti, mentre nel frattempo incrociamo un sacco di persone, moltissimi anche sono turisti che si sono già tolti le scarpe, le hanno posate lì perché sono completamente bagnati. È dove ci sono i parcheggi, no? Giusto? Sì. Uno di quelli... perfetto, ho capito. Esattamente. Il Cadogge, mi pare. Sì, è proprio nella zona, per la zona del garage San Marco, perché insomma Sì. conosce Venezia, uno dei parcheggi principali che si trovano qui in Piazzale Roma, di fianco poi, cioè di fronte a quella che è la sosta breve che vi sta facendo vedere Paolo in questo momento attraverso l'inquadratura. Ma intanto andiamo lì nella zona dei Tre Ponti che vedete in questo momento, dove ci sono moltissime persone ferme perché non si può scendere, l'acqua è altissima. Tra l'altro ho appena parlato con il capo squadra della Protezione Civile regionale, che non si è potuto fermare insieme a noi perché stava lavorando tantissimo. Gli abbiamo chiesto di fermarsi, ma con tutta la buona volontà ha detto non posso, perché giustamente lo sappiamo, stanno lavorando e questa è la priorità, che non è neanche stata messa in sicurezza, per cui è meglio non accedere. Questo ovviamente per quanto riguarda i cittadini, la popolazione e i turisti. Vi faccio vedere subito com'è ridotta la zona. Ilaria, ti interrompo. Allora, intanto sei con Paolo, quindi voglio ringraziare anche Paolo Bottero, altro uomo dell'emergenza del gruppo Media Nord-Est. Senza di lui non si muove nulla, e quindi grazie anche per il suo lavoro, l'impegno come sempre. Esattamente. Tu adesso sei lì, ci mostrerai quello che stavi dicendo e poi ti sposterai, dici un po', perché ti sposterai alla sala operativa della polizia locale, no? Spiegaci un po'. Sì, nella sede, sì. Poi ci sposteremo nella sala operativa del comando della polizia locale qui a Venezia, dove l'altra sera c'è stato l'incontro con il Premier Conte e il Ministro alle Infrastrutture De Micheli, e dove sappiamo è stata istituita la cosiddetta cabina di regia, dove ci sono oltre 200 occhi, oltre 200 schermi che visionano gli occhi elettronici puntati sulla città, e dove si sta monitorando costantemente ormai da martedì sera la situazione qui a Venezia, con il comandante della polizia locale, l'assessore d'Este, moltissime altre istituzioni, moltissimi rappresentanti del comune, la protezione civile e anche i vigili del fuoco. Ma intanto vi voglio far vedere qui qual è la situazione nella zona dei Tre Ponti. L'acqua è altissima. Naturalmente non come in piazza San Marco, però è anomalo per il punto in cui siamo. Anche perché in questo solitamente momento, in linea generale, in questo momento è a 151 la marea, quindi lo dicevamo, ha toccato un massimo di 153, però in questo momento scende ma molto piano. Sì. Credo ci sia un signore o una signora dietro di te, non so se riusciamo a urlare qualcosa, se vuole dire qualcosa. Sì. Credo che questo signore stia uscendo da casa. Signore, mi scusi, in velocità, siamo in diretta con Antenna 3. È anomalo per la zona. Mi pare di sì, mi pare decisamente.
La sua casa si è allagata? No, la casa no, il magazzino soltanto. Sì. Tanti danni? Va, qualcosa, nulla di particolare. Grazie. Ecco, avete sentito, si è allagato il magazzino, dunque la parte più bassa dell'abitazione. Però vi voglio far vedere attraverso un'inquadratura che l'acqua è alta. Certo. E adesso qui non si capisce perché è tutt'uno praticamente, però in condizioni di normalità in questo punto l'acqua c'è sempre, ok? Mi capite? Certo, il canale. E qui in questo punto sì, esatto, e qui in questo punto che sta riprendendo Paolo, e dove vedete anche il mio piede, perché se riuscite a vederlo, qui solitamente si cammina diciamo senza acqua, e invece avete visto che è tutt'uno. Va bene, allora io... Come se fosse... C'è un signore con la barca, se ci portasse in giro sarebbe in effetti il top. Non so se l'abbiate detto, perché ci troviamo qui, quindi non ho seguito tutta la diretta, però è stato istituito un conto corrente da parte del Comune. Ah, questo è importante. Il sindaco, molto importante, perché il sindaco Brugnaro l'ha aperto a tutti lanciando questo appello, ha detto noi abbiamo dei danni, stiamo facendo di tutto, la popolazione si è messa subito a lavorare perché l'abbiamo visto, sappiamo anche che moltissimi studenti si sono messi al lavoro ieri per cercare di ripulire le zone che sono state più danneggiate, quindi ci sono stati aiuti a 360 gradi da varie parti, insomma anche da vari punti, però lui ha detto da soli non ce la possiamo fare naturalmente, ci sono dei fondi, ma ha istituito questo conto corrente per tutte le persone che volessero dare una mano, e l'appello è anche per l'estero. Allora, quindi chiunque, lui vorrebbe che questo messaggio arrivasse anche all'estero, visto che Venezia è una città molto ambita per tantissime persone all'estero che vogliono venire qui in vacanza, dunque anche per i turisti. E che è l'appello, Ilaria, che ha lanciato poco fa anche Moraglia, ma soprattutto questa signora il mi ministro. Dice, vai. Ferdinando, un secondo, questa signora mi dice, questa signora commenta, e non solo per i turisti, signora. Certo, esistiamo anche noi, lavoriamo tutti i giorni a Venezia, vede che disastro. Guardi io dove? Fino alla metà coscia. Quindi insomma mi pare sufficiente, 1,54 ed è il terzo giorno di acqua alta. Io lavoro in una libreria universitaria e noi non possiamo lavorare. Hanno da 3 danni? giorni. Quindi tutto bloccato. Quindi allora, innanzitutto una grande perdita economica. Una perdita economica, ma voi dovete pensare a tutte le attività artigianali che ci sono, ai piccoli artigiani che ancora vivono di poco, ma tutti i lavoratori che vengono da fuori, che si adoperano perché Venezia possa continuare a vivere, perché non esiste solo il turismo, ma esistono anche le persone che hanno attività. E quindi voglio dire, turisti sì, ma i turisti stanno qui un giorno, noi dobbiamo viverci 365 giorni all'anno. Ilaria, hanno danni? Di chi sono le responsabilità? Mi pare che se le scaricano l'uno con l'altro, quindi prima Roma, poi Venezia, poi non si sa, comunque alla fine chi ce ne rimette siamo noi. Ha avuto tanti danni la libreria in cui lavora? Moltissimi. Diciamo che siamo 6 dipendenti più 2 amministratori e credo che 3 giorni di chiusura ci ha ben bloccato tutto. Ma non è solo la nostra libreria, sono anche le altre librerie, perché l'Acqua Alta per esempio, ecco, Ilaria, dicono che anche quella è andata sotto, ma insomma acque eccezionali così non le Puoi vedevamo credo dal 66, anzi io non ero neanche ancora nata, quindi io non l'ho proprio vista. Noi abbiamo dato notizia poco fa della SIAE, quindi diciamo il sindacato degli autori di questo paese, che ha stanziato 150.000 euro a sostegno delle librerie colpite a Venezia. Quante ne abbiamo viste e continuiamo a sentire appunto testimonianze di questo tipo. Ha stanziato 150.000 euro a sostegno proprio delle librerie di Venezia. Speriamo che ci aiutino almeno in questo, perché i nostri sostenitori ci hanno chiesto di vendere anche dei libri, anche se bagnati, per sostenerci, perché chissà quando arriveranno poi i contributi che ci hanno promesso da Roma. Quindi bisogna aiutare un po' tutti e aiutarci. Devo dire una cosa però a favore di questi 500 volontari che stanno girando per tutte le attività di Venezia e che si stanno adoperando per pulire, aiutare, per diciamo sostenere le attività anche nel post acqua alta. Quindi un plauso a questi giovani che si stanno
adoperando per noi. Anche perché si parla tanto, no, dei giovani che insomma non trovano lavoro, che non hanno voglia di fare niente, di qua e di là, invece ci sono anche molti bravi ragazzi come i 500 volontari per Venezia. Grazie. Signora, ultima domanda, dicevamo, è davvero anomalo che in questa zona che porta ai Tre Ponti l'acqua? Io non l'ho mai vista qui, io sono 30 anni che lavoro a Venezia e non l'ho mai vista, e le posso assicurare che non l'ho mai vista. In alcuni cioè Campo Santa Margherita è completamente sotto, io non ho ricordi. Grazie signora, la lasciamo andare, grazie mille anche a lei. Forte questa Hai sentito testimonianza, Ferdinando, certo. davvero anomalo per la zona. Anche la signora scavalca la Qui sua c'è un'altra barriera. signora che esce dall'abitazione, sì, sta uscendo esatto dalla barriera. Signora, dicevamo, davvero anomalo che questa zona venga insomma colpita dall'acqua alta. Questa no, questa e basta. La sua casa si è allagata? Ecco, avete visto, non tutti hanno voglia di rispondere, di parlare, perché molti sono di corsa, che avere a che fare con l'acqua alta e con questa situazione rallenta tutti i tempi, in primis anche i nostri, perché ci sono delle difficoltà logistiche, quindi non tutti hanno voglia di parlare al microfono e di raccontare. Ilaria, perché devono correre a fare altre cose. Sì? Farei così, io seguirei te e Paolo Bottero mentre andate appunto verso la sala operativa della polizia locale. Cosa fa questo signore? Si toglie gli stivali, no? Come fa? Sì, perché probabilmente comunque, se li toglie perché è entrata... sì, no, questi stivali, questa tipologia di stivali non è sufficiente. Si è interrotto il collegamento, aspettiamo allora di ripristinarlo. Intanto, Andrea, se riusciamo con Roberto Durigone anche a far vedere questa schermata, ho trovato quello che diceva Ilaria Marchiori poco fa, il post di Luigi Brugnaro: Venezia è un orgoglio di tutta l'Italia, segnatevelo, io cercherò di lasciarlo il più possibile in onda, è un orgoglio di tutta l'Italia, Venezia è un patrimonio di tutti, unico al mondo, grazie al tuo aiuto tornerà a splendere, conto corrente intestato al Comune di Venezia, emergenza acqua alta, causale contributo emergenza acqua, l'Iban è IT 24 T di Torino 03069 02117 10, poi ci sono 6 zeri 18 767, il codice BIC è BCITITMM, insomma poi lo vedremo più volte nel corso della giornata, lo lasciamo ancora qualche istante, vabbè, tra poco chiedo Nicola, cerchiamo di contattare il governatore Luca Zaia, di sapere dov'è Christian Arboit, se riusciamo ad avere di nuovo il ministro Franceschini. Ilaria, ecco, si era interrotto, torniamo da te. Sì. Mi vedete, mi sentite? Sì, vai. Mi è arrivato appena un messaggio che ci terrei a segnalare, perché non ho ancora il nome non ho ancora il nome di chi l'ha inviato, però me l'ha inviato, diciamo, la categoria dei tassisti. Si legge questo post: devo ringraziare la polizia che invece di aiutare i veneziani danno multe ai tassisti che prendono sulla gente. L'avete visto? Ecco. Ora chiederemo anche questo all'assessore Deste, non appena lo incroceremo, perché lui è anche assessore alla polizia locale, quindi chiederemo spiegazioni in tal senso. Una signora proprietaria di un negozio che aveva parcheggiato la macchina temporaneamente non so dove, chiaramente era lì a togliere l'acqua, a ripulire il suo negozio, e l'auto è stata multata. Vado a memoria, l'ho visto pochi istanti fa, insomma, poi questa mattina, e mi pare la storia sia più o meno questa, quindi era arrabbiata perché la sua auto è stata multata. Vabbè, cercheremo di capire anche questa vicenda. Allora, Ilaria, continua pure tu mentre cerco altre immagini anche dei volontari, dei ragazzi che abbiamo seguito in diretta l'altro giorno con Filippo Fois, ma immagini che anche lo stesso governatore Luca Zaia ha postato questa mattina, di decine e decine di ragazzi che si sono messi al lavoro a Venezia per aiutare i residenti, per aiutare gli imprenditori, i commercianti, e quindi sono immagini molto belle che è giusto che diffondiamo. Vai Ilaria. Sì, un momento che abbiamo... Che succede? Ferdinando, se ci possiamo scollegare un minuto, perché dobbiamo riprendere dell'attrezzatura, quindi ci siamo dovuti separare un momento. Va bene, vi faccio vedere dalla pagina Facebook del governatore Luca Zaia
quella foto che lo ritrae ancora una volta questa mattina all'interno della Basilica di San Marco. Guardate a che livello arriva. Ah, abbiamo Arboit, va bene, Andrea, subito da Cristian con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Vai Cristian. Sì, Ferdinando, sindaco, un altro sopralluogo, il ministro Franceschini è all'interno della Basilica. Qual è il suo appello da sindaco al ministro Franceschini, in questo caso al governo? Beh, con il ministro ho già parlato, è venuto a Caffarsetti, lo ringrazio intanto di essere qua, di rispettare la città come ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri ieri, come ha fatto il Ministro delle Infrastrutture, e poi come ha fatto anche Salvini, Berlusconi, sono venuti tutti quanti. Credo che l'Italia stia dando un bel segnale, cioè probabilmente si è capito. Io devo ringraziare in primis il Presidente Zaia che mi sta aiutando, è lui che ha chiesto che io diventi commissario speciale, è la prima volta che un sindaco devo organizzare uno studio, un ufficio apposta per essere vicini ai cittadini per i rimborsi e per i lavori di prima emergenza. Il governo ha stanziato 20 milioni per i primi lavori per ripristinare la città, rimettere in funzione i ponti, di controllare i ponti, di sistemare e aprire le scuole, riaprire le centrali, i musei, per poi c'è il commissario sempre, che è quello che invece darà ristorno ai privati e alle aziende. Ho chiesto a tutti, lo faccio anche adesso, quelli che hanno avuto danni, di fotografare gli oggetti, le situazioni, proprio perché poi riusciamo a semplificare. Dovrebbe funzionare, ma questo lo diremo prossimamente, per essere sicuri voglio dire che i privati possono accedere a una procedura semplificata di autocertificazione asseverata fino a un massimo di 5.000 euro i privati e fino a un massimo di 20.000 euro per le aziende, sempre una autocertificazione asseverata, e questo al commissario. Poi per i danni superiori ci sono delle procedure di legge, si va in percentuali Cristian, è finita a seconda del l'emergenza o tipologia del preoccupazione danno. per le prossime ore? No, massimo del 70%. Poi come comune nel frattempo ieri abbiamo fatto una delibera, abbiamo spostato la Tari per... Sindaco, le chiedo nelle prossime ore cosa prevedete, come vi state organizzando? No, ma ecco, questo voglio sottolinearlo, questo che vedete voi adesso per noi è, sia pure l'eccezionalità, una cosa abbastanza normale, ahimè, è quella dell'altro giorno che è stata il disastro della città. Si fa fatica a spiegare, ma sono quei 20 centimetri che hanno costituito la tragedia, più o meno identica al 66. E questo è il punto. Lì siamo entrati nelle case, negli impianti elettrici, quelli sono i veri costi, lì ci sono centinaia di milioni di danni. Questa è quasi una normalità, quello che state vedendo purtroppo, ahimè. Il tema adesso sarà fare le barriere e far partecipare stavolta la città, perché lo Stato ha sempre gestito, il Comune e la Regione non sono mai intervenuti. Bisogna che questa volta lo Stato, a prescindere chi fanno commissario del Mose, eccetera, mi facciano partecipare. Io voglio vedere le cose, voglio capire se la tempistica che stanno dicendo poi effettivamente viene confermata o addirittura se si può in qualche misura accelerarla, perché questo diventa il servizio che dobbiamo dare ai cittadini, la trasparenza ai cittadini veneziani, agli italiani e al mondo intero che ci guarda. Dobbiamo dimostrare che siamo capaci di fare le cose. Qui ci giochiamo la credibilità del Paese, non di Venezia. Grazie Sindaco. Ferdinando, hai Zaia. delle domande particolari? No, l'ultima per Brugnaro è, l'altro giorno l'abbiamo visto commosso, cioè un sindaco visibilmente commosso nel raccontare quello che accadeva nella sua Venezia. Certo. Lei, Sindaco, si è più volte commosso anche in questi giorni nel raccontare la sua Venezia. Qual è il suo stato d'animo attuale? Beh, dovreste chiederlo alle persone di Pellestrina che stanno vivendo con questa acqua, perché il vento e la mareggiata ha superato il muretto e chiaramente ci sono parti integranti del Mose che hanno allagato le case in maniera esagerata, cosa che non succedeva nel 66, perché c'è gente che sta buttando via tutto, gente che ha perso tutto, perché è chiaro che quando sei non puoi non partecipare. Sono miei amici prima di tutto, persone che conosco da sempre, persone che faticano dalla mattina alla sera. È quell'Italia che non si è mai lamentata e continua a lavorare, i pescatori, gli agricoltori, gli artigiani, gli industriali che vedono nel caso di Murano le fabbriche ferme, cioè stiamo parlando di qualcosa di grosso. Ecco perché prima ho mandato via una troupe televisiva che stava facendo un film, questi sono venuti a fare gli avvolti a fare un film, li abbiamo mandati via. Cristian, abbiamo detto vai via, andate via, ho detto, questa è la notizia. Questo scuro, li ha mandati via quindi, perché noi prima siamo stati cacciati anche in malo modo. Li ho mandati via io, si mandati via perché ho detto che si vergognano. E questa è una bella notizia, Sindaco. Che non c'è. Sarebbero i famosi partito del no, i rancorosi, quelli che sanno sempre tutto loro, gli scienziati, seori, prepotenti, arroganti e ignoranti. Attenzione, messaggi fake sui social, Cristian. Li abbiamo cacciati, con la polizia, con le forze dell'ordine, li abbiamo mandati via tutti.
C'è un messaggio fake sui social che dà... Ma Valeria Golino, Stefano Corsi gli hanno detto qualcosa? Non me ne frega niente cosa dicono, non so cosa mi hanno detto, posso dirgli soltanto che si vergognano. Allora, l'amministrazione ha lanciato un allarme per le fake news sui social, darebbero una marea a 2 metri, quindi sono totali stupidaggini, se il sindaco vuole dire qualcosa. Ecco, Sindaco, Ferdinando Avarino dalla redazione mi dice che sui social soprattutto ci sono molte fake news in questo momento che girano, che parlano di marea fino a 2 metri, smentiamo? No, smentiamo completamente, ha già cominciato a scendere, assolutamente, state tranquilli. Secondo me è il peggio, questo lo dico secondo me perché il buon Dio provvede, vede e provvede, le cose peggiori purtroppo successe l'altra notte. È stata una concomitanza di fattori incredibilmente difficili da ripetere. Se c'è Luca Zaia sentiamo anche il governatore, Cristian. Sono l'incrocio della Bora, dello Scirocco che si sono incuneati e per cui hanno buttato, c'erano 2,5 metri di onda in mare che hanno ulteriormente alzato la marea astronomica che già era molto alta, da alzata di almeno altri 50 centimetri. Da lì è nato il disastro. Questa è una marea, diciamo, normale, preoccupante, siamo tutti quanti in attesa, controlliamo, adesso sta scendendo, però direi insomma, adesso facciamo lavorare lo Stato, però vogliamo veramente vedere le carte, perché il Veneto e Venezia vuole essere presente, vuole poter dire ai cittadini andiamo a testa alta, fieri della nostra Noi siamo sempre in diretta, Sindaco. Ferdinando, libero? Sì. Ecco, è libero il Sindaco che deve scappare? Perfetto. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco Luigi Brugnaro. Ecco, allora Cristian, come hai sentito Ferdinando? Solo qualche istante, è purtroppo complicato anche oggi il collegamento, no, restiamo con quelle immagini Andre ti prego. E Cristian, se hai il governatore Luca Zaia, non ho capito se è lì vicino a te, intanto la marea continuiamo ad aggiornare. Il governatore è scappato pochi secondi fa. È scappato, allora 146 un poco prima del collegamento, sì. In questo momento 146 centimetri, allora 2 cose importanti, siccome è un comunicato dell'amministrazione comunale abbiamo fatto vedere il conto corrente, lo faremo rivedere per aiutare Venezia ed è un conto corrente abilitato proprio dall'amministrazione. Cristian, raggiungiamo qualcun altro con cui parlare, attenzione purtroppo perché il segnale a volte salta. Questo ulteriore commento dell'amministrazione comunale contro le fake news che danno una marea di 2 metri, ne abbiamo combattute un anno fa. Gli imbecilli che sui social danno notizie che non hanno alcuna attinenza e che in questo momento sono da procurato allarme, quindi avvertite gli imbecilli, bisogna seguire l'informazione completa, verificata e certificata che dà solo chi fa questo mestiere. I social sono pericolosi in questo momento e soprattutto pericolosi per chi diffonde messaggi come questi, 2 metri, follia. Allora, abbiamo sentito smentire anche dal sindaco stesso, ma chiaramente lo vediamo dai numeri, non è che ci voglia un genio, basta controllare il centro maree, in questo momento è a 146, quindi scende lentamente, lo stiamo dicendo, ma sta scendendo. Allora, altra notizia forte per chi ha vissuto in diretta questa mattina con Nicola Zanetti e i nostri colleghi, il momento in cui Cristian ha cercato giustamente anche di coinvolgere la troupe di Stefano Corsi, di cui ricordiamo nei giorni scorsi una bella corsa in Canal Grande con un barchino, quel video che ha fatto il giro dei social, e quindi Stefano Corsi e Valeria Golino siamo stati maltrattati da questa troupe, lo staff della troupe televisiva, e adesso il sindaco dice li ho cacciati, non me ne frega niente, certo non possono girare. Allora, prima di tornare da Cristian, Andrea, andiamo sul computer, abbiamo un racconto di Angelo Cimarosti dalla Pedemontana, ma più che altro dal Brenta, quindi Bassano del Grappa. Se sei pronto vado, Andrea. Perfetto. Questo è il Brenta, in questo momento le acque del Brenta proprio di fianco al ponte non sembrano preoccupanti, però l'ultimo bollettino, per quanto ci ha detto il sindaco Elena Pavan, consiglia in questo momento in via precauzionale di chiudere il ponte a metà pomeriggio. Metà pomeriggio questo dovrebbe essere il momento di chiusura del ponte, perché è previsto che da monte arrivino molte acque delle Brenta, ci sia un innalzamento notevole e pertanto, come vedete, il ponte in restauro, in via del tutto precauzionale si ritiene di poter chiudere il ponte a cominciare dal tardo pomeriggio di oggi. Se invece, sempre il sindaco Pavan ci informa, il ponte verrà invece tenuto aperto, sarà perché ci saranno nuovi bollettini che sostituiranno le previsioni precedenti.
Bene, così il racconto di Angelo Cimanosti l'avete visto dal Brenta, Bassano del Grappa, quindi comunque c'è apprensione e lo abbiamo detto più volte, sta nevicando e molto anche in montagna. Andrea, andiamo con le foto dalla pagina Facebook di Luca Zaia, ancora per raccontarvi quello che è stata la mattina. Eccolo qua all'interno della Basilica di San Marco, ve lo dicevo, è tornato più e più volte in questi giorni, anche ieri sera con il Premier Giuseppe Conte, questa mattina con l'ex Vice Premier, leader della Lega Matteo Salvini, che era in città. Eccolo qui al fianco appunto di Matteo Salvini, il sindaco Luigi Brugnaro, qui Giampaolo Bottaccin, lo vedete, l'uomo dell'emergenza, qui mi sembra di riconoscere Giovanni Giusto, poi ancora qui sì, confermo Giovanni Giusto con la pipa all'esterno della Basilica, qui il sopralluogo con il leader della Lega, li vedete questa mattina, le foto all'interno, poi sotto la cripta, ancora allagata, Luca Zaia bardato della divisa della protezione civile, quando questa mattina appunto ha fatto un'intervista con noi sotto il diluvio. Lo vedete, ha accompagnato ancora per l'ennesima volta un altro leader, perché tutti si rendano conto di cosa è accaduto a Venezia, le strette di mano con cittadini, residenti, imprenditori. Al fianco di Giampaolo Bottaccino ancora una volta, lo vedete, con i negozianti in ginocchio per quello che sta accadendo. Il giro all'interno del centro storico dialoga con chi è al lavoro instancabilmente da ore, da giorni ormai. Anche qui all'esterno di un altro negozio incontra, parla con i negozianti, si rende conto, porta Matteo Salvini all'incontro con queste persone, li vedete, stivaloni, salopette per riuscire a camminare ovunque. Bene, allora non so se abbiamo Cristian Alboito ancora o Ilaria Marchiori. Ilaria chiede di chiamarla, appunto adesso la contattiamo. Perfetto, grazie Andrea. Volevo farvi vedere ancora da Lorenzo Maier questo, ancora l'Hotel Excelsior, no, ancora Pellestrina, però prima di questo volevo tornare su perché alla fine col passare dei minuti non siamo riusciti a far vedere il resto dell'Hotel Excelsior, che sono queste, mi pare di capire. Sentiamo anche l'audio, Andre. Eccole qua. Zona Sant'Antonio, Seste Scarpa. No, allora ascoltiamo. Il mare ha portato via la spiaggia. Siamo a Pellestrina, zona Sant'Antonio, Seste Scarpa. La spiaggia è sparita. Nel caso, questo è il primo video che abbiamo visto dell'Hotel Excelsior. Ilaria, abbiamo Ilaria, intanto io cerco altri video. Niente, sempre questo, lo facciamo vedere però ancora una volta, l'Hotel degli Attori, quando c'è la mostra del cinema, nel video di Lorenzo Maier. Se poi mi aiutate troviamo anche gli altri. Questo è il resoconto che Lorenzo ci sta dando da Pellestrina e Lido da giorni, e questo è l'Hotel Excelsior, la parte esterna che dà sul mare, la stiamo vedendo ancora una volta come è ridotta. Dunque, torniamo da Ilaria Marchiori e Paolo Bottero. Ilaria. Sì, siamo arrivati nella sede del comando della Polizia Locale, siamo qui insieme all'assessore comunale alla Polizia Locale e alla Protezione Civile Giorgio Deste, che ci aggiorna innanzitutto su quanto accaduto, ma soprattutto su che cosa accadrà nelle prossime ore. Buongiorno Assessore. Allora, diciamo che nel mare insomma ci è andata piuttosto bene oggi, in quanto abbiamo toccato quel picco alle 11:35 con 154 centimetri. Le aree sono tutte monitorate e costantemente abbiamo anche richiamato altri uomini proprio per rispondere alle necessità della città e della popolazione. In questo senso l'acqua sta scendendo, purtroppo molto lentamente, speriamo che il mare riesca a ricevere, proprio perché poi nel pomeriggio è previsto un aumento del vento di scirocco che si protrarrà per diverse ore, quindi rimarremo sempre in contatto con tutti e invitiamo soprattutto la popolazione a non seguire tante notizie che si riportano nei social, ma a seguire i canali ufficiali che sono a disposizione.
Ecco esattamente quanto hai detto anche tu, Ferdinando, poco fa dallo studio. Assessore, dunque una cosa, rispetto all'altra notte, quando si è raggiunto il picco di 187 centimetri, ma poi è scesa velocissimamente, il problema adesso è che sta scendendo tanto lentamente, quindi si stanno allagando anche zone che solitamente non si allagano, come la zona abbiamo appena visto dei Tre Ponti, addirittura anche il vostro comando qui all'esterno. Sì, il fatto stesso che l'altra sera abbiamo avuto questo evento eccezionale non è nient'altro che la combinazione straordinaria di più elementi e tant'è che di logica conseguenza c'è stato il crollo, ha collassato la marea per cui ha avuto modo di defluire velocemente. In questo caso rientra invece quelli che sono più i parametri ordinari e pertanto la capacità di deflusso è più lenta e questo ci fa vedere quelle zone che continuiamo a vedere allagate, ma se prestiamo la debita attenzione vedremo che lentamente appunto defluiscono dalla superficie. Ecco, cerchiamo di far capire magari anche a chi non masticasse di questo argomento, è possibile in qualche modo prevedere la velocità di discesa? Ma la velocità di discesa piuttosto che di salita è data dai venti, dalla pressione e via, che sono dati matematici che continuamente noi monitoriamo perché non hanno una certezza di proseguire in un modo piuttosto che l'altro, quindi di ora in ora possono variare e noi questo lo seguiamo proprio per poi essere in grado di rispondere in maniera aderente a quello che si verifica sul territorio in materia di emergenza. È possibile prevedere che cosa accadrà nelle prossime ore o anche in questo caso è tutto in balia del vento? No, non è tutto in balia del vento, però certo che il rinforzo di un vento di scirocco previsto dalle 15 di questo pomeriggio ci rallenta ulteriormente la discesa della marea, però non dovremo avere nessun particolare problema e vedremo nelle prossime ore come andrà. Si sa quale sarà il prossimo picco massimo previsto, più o meno a che ora o si aspetta comunque questo vento che arriverà dalle 15? Vediamo un po' cosa succede, anche se il picco mi pare sia previsto per questa notte all'1, però prima di fare una previsione su questo, anche se non dovremo avere particolari problemi, anzi non dovremo vedere la marea che abbiamo visto di oggi, attendiamo un attimo proprio per aver conferma dei dati ufficiali. Ecco, mi spiegava l'assessore D'Este poco fa, prima di iniziare il collegamento, che al momento non c'è possibile entrare nella cabina di regia. Assolutamente no, è in centrale operativa, in questo momento stiamo continuando a lavorare, stiamo rispondendo alla città. C'è una differenza rispetto a quanto accaduto 2 notti fa a livello anche di danni, di zone colpite, oppure fondamentalmente siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda? Allora, per i danni è previsto un COSP di oggi pomeriggio proprio per fare un primo punto della situazione. Certamente può balzare all'occhio che rispetto alla scorsa notte può essere meno importante, non lo è ed è un ulteriore ed evidente messaggio che continuiamo a mandare al governo perché ci sia consapevolezza di quella che è la fragilità di questa città e che cosa sono le conseguenze che emergono da queste situazioni gravissime. In questi giorni abbiamo visto, nel giro di 2 giorni sono arrivati veramente tantissimi politici, il Premier Conte, il Ministro delle Infrastrutture, questa mattina è venuto Matteo Salvini, c'è il Ministro Franceschini, insomma tantissime persone che stanno venendo qui per visionare, per cercare di capire cosa sta accadendo. Però ascoltando i veneziani, chi sta lavorando, dicono non serve a niente la solita passerella. Lei crede che invece questa volta si muoverà qualcosa? Ma vedete, noi l'abbiamo detto un anno fa, se ricorderete, con la marea di 156 e appunto l'avevamo detto ai 420 che occorreva lavorare in tempo di pace per evitare nel futuro si verificassero situazioni decisamente drammatiche. Non siamo stati ascoltati e quindi chissà, al di là di quelle che possono essere considerate da alcuni le passerelle, che queste visite oggi purtroppo in tempo di guerra non di pace, ma portino certamente a una maggior consapevolezza e quindi determinazione nell'assumere le responsabilità che sono dovute da troppo tempo a partire dal Mose.
Ecco, è naturale che insomma si alzino anche un po' i toni quando si toccano certi argomenti. Ho anche fatto leggere all'assessore il messaggio di cui parlavamo prima della multa, però questo non è il momento delle polemiche, dice. Non conosco esattamente che cosa sia successo e credo che in questo momento sia decisamente molto più importante soccorrere la popolazione e i luoghi per mettere tutto in sicurezza e garantirci che la nostra gente, i nostri veneziani stiano bene. Se non ci sono altre domande dallo studio, libererei l'assessore D'Este perché naturalmente deve essere operativo. Esatto, solo sì. Se ha qualcosa da raccontarci di ulteriore, di segnalazioni, di quello che c'è in città, la situazione della Fenice, Querini Stampaglia, quello che ci vuole dire, diciamo, dei danni registrati, un'esigenza particolare, perché abbiamo visto una mobilitazione totale anche di chi vuole venire ad aiutare in queste ore, quindi se può dare un'indicazione in questo senso? Sì, mi chiedono dallo studio, mi chiede Ferdinando Avarino, visti i danni che ci sono stati, se ci sono situazioni particolari anche da segnalare, eventualmente chi volesse venire a dare una mano, se può indirizzarsi in un luogo piuttosto che in un altro, non so, alla Fenice, alla Querini Stampaglia, insomma, se le risulta che ci sono delle zone più penalizzate di altre in cui agire, intervenire e anche poter dare una mano. Ma è oggetto di valutazione perché, come sapete, post evento insomma, si entra appunto nel merito di quanto è successo, per cui su questo punto ci stiamo ancora lavorando, abbiate pazienza, magari ci ricolleghiamo più tardi. Certo. Ringraziamo l'assessore D'Este che ci ha illustrato, insomma ci ha dato un quadro di quanto sta accadendo, adesso lo dobbiamo lasciare, arrivederci. Grazie davvero. Allora, Ilaria, Ferdinando, l'ultima cosa. Quello che abbiamo detto anche al sindaco Brugnaro e al governatore Luca Zaia, noi siamo a disposizione, cioè come sempre facciamo parte della macchina di protezione civile di intervento con le nostre dirette, quindi abbiamo la massima disponibilità nel momento in cui hanno bisogno di lanciare un messaggio come prima, quello delle fake news che abbiamo totalmente smentito nella marea addirittura a 2 metri, le stupidaggini che girano sui social. Quindi appena hai aggiornamenti tu dalli pure da lì, dalla sede della polizia locale. Cosa volevi aggiungere? No, volevo solo aggiungere una cosa. Non ne siamo ancora certi, ma è probabile, solamente che dovete lasciare un attimo il tempo di organizzare e capire se la cosa è fattibile, è probabile che, come mi hai chiesto prima, riesca a salire su una barca. Però in questo momento non ne abbiamo ancora certezza perché la situazione è quella che è, lo sappiamo, quindi bisogna vedere se riescono a darci una mano in tal senso. Qualora ce la facessimo vi avvisiamo subito e possiamo andare a vedere alcune delle zone insomma, più colpite a bordo di un'imbarcazione. Allora vi faccio vedere un video che è appena arrivato, grazie Ilaria Marchiori, forse ora ci ricolleghiamo con Christian Arboit, ditemi voi, un video appena arrivato da Cortina d'Ampezzo dove la neve è stata tanta e come vedete continua a nevicare, un video girato 3 minuti fa, ringrazio Piero per la segnalazione, questa è la zona tra l'altro di Alverà dove ricorderete è successo il disastro soltanto un anno fa e dove purtroppo ha perso una vita anche in altre condizioni di maltempo nei tempi passati una persona. Questo è appunto, questa è Cortina, vi faccio rivedere quello di prima che è un po' più lungo, dove tuttora continua a nevicare. Cortina d'Ampezzo ed è la preoccupazione che dicevamo noi, benissimo, grazie Andrea, che dicevamo noi che con questa neve magari condizioni un po' più di caldo, di temperature più alte, possa poi sciogliersi e quindi diventare acqua che invaderà i nostri fiumi nelle prossime ore, quindi l'emergenza non è finita. Andiamo subito da Christian, ma prima volevo tornare, Andre, se fai vedere ancora, eccolo qua, il post del sindaco Brugnaro, perché mi dice Francesca Bozza, in tantissimi hanno telefonato per avere di nuovo questo IBAN, perché una volta che l'abbiamo fatto vedere noi per primi volevano poi ovviamente appuntarselo e quindi aiutare Venezia. Siamo al servizio tutti noi di Venezia, del veneziano, della città e del Veneto proprio per aiutarle e sostenerle, oltre ai conti correnti aperti da altri, ma questo mi sembra quello più ufficiale. Poi non so se appunto sarà attivato il numero di SMS solidale come avevamo chiesto al governatore Luca Zaia nelle scorse giornate. Allora ve lo ripeto, così vi diamo il tempo e lo lasciamo in onda ancora qualche istante, IT 24 T 03069 02 1 e poi ci sono 6 zeri 18767.
Va bene, grazie Nicola Zanetti, prepariamo anche una grafica con il conto corrente, grazie davvero. Allora, Christian Arboit, dove sei Christian? Sì, allora mi trovo sotto i loggioni del Palazzo Ducale, siamo al primo piano, è in corso una riunione tecnica tra il ministro Franceschini e i cosiddetti caschi blu della cultura, un pool di super tecnici, restauratori, architetti e quant'altro. Stanno facendo il punto del sopralluogo che si è appena svolto in Basilica con il Patriarca, con il primo procuratore Carlo Alberto Tesserin. Quindi fra poco dovremo essere alle battute finali di questa riunione, perché vedo che alcuni si stanno alzando. Ovviamente i giornalisti non sono ammessi, quindi non possiamo fare altro che aspettare. Hanno lasciato la riunione il sindaco. Sì? Noi abbiamo anche sentito alcune frasi appunto del ministro Franceschini, grazie all'ottimo lavoro che sta facendo anche la squadra di Stefano De Nicolo con Local Team che ci aiuta in questa giornata, e il ministro Franceschini ha detto: Venezia è un problema enorme, cioè in questo momento, ma è un problema enorme, è un problema di tutto il mondo, cioè è bene che tutto il mondo si renda conto di cos'è Venezia, perché piace a tutti, la vanno a vedere come turisti, ma bisogna capire che è un patrimonio di tutta l'umanità e che è complicato, come ha sostenuto più volte anche il Patriarca, compreso questa mattina nella tua lunghissima intervista, che dove tutto è più complicato, dove tutto è più costoso, dove tutto è più lento, e quindi è un problema enorme e va affrontato. Giusto per aggiungere un dato, magari a una parte che tu non hai potuto sentire. Quindi è in corso questo vertice, tra poco il Ministro arriverà di nuovo ai tuoi microfoni, penso. Sì, assolutamente, questo è l'obiettivo, capire cosa si può fare concretamente per quello che dicevi anche tu, un patrimonio culturale immenso, fatto soprattutto di chiese, come ha sottolineato anche il Patriarca Moraglia ai nostri microfoni, 120 chiese di grosse dimensioni e ovviamente dal pregio artistico immenso. Ecco, poco fa se ne sono andati anche il sindaco Brugnaro e il presidente della regione Luca Zaia. Entrambi hanno ribadito i concetti che sono emersi già nelle ultime ore, ma si sono soffermati, ovviamente, visto l'ospite, sui danni al patrimonio culturale. Quindi sulla necessità di un piano straordinario per la cultura, così l'ha chiamato anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Ecco, quindi il sopralluogo è stato abbastanza lungo, quindi il ministro Franceschini all'interno della Basilica con il Patriarca, con Carlo Alberto Tesserin e ovviamente con i vertici del Patriarcato si sono soffermati a lungo sui danni riportati dalla Basilica. Ecco, quindi vediamo cosa uscirà da questo vertice, che è un vertice tecnico. Al momento non ci sono rappresentanti politici e istituzionali, ma solo nomi appunto attinenti al mondo tecnico, architetti, restauratori, storici e quant'altro. Caschi blu della cultura, così vengono normalmente definiti. C'è anche una buona parte di struttura dirigenziale del Ministero, che sono arrivati direttamente da Roma con il Ministro. Questo è un buon segnale, se non altro, perché c'è la volontà, potrebbe esserci la volontà di entrare subito nel concreto, nel vivo della questione e dare dei primi segnali. Bene. Allora, grazie a Christian Arboit. Allora, adesso volevo farvi vedere quel post che dicevamo di Luca Zaia con il sostegno di decine e decine di ragazzi che si sono attivati autonomamente e stanno aiutando Venezia. Lo hanno fatto nelle scorse ore, si erano dati appuntamento, se non ricordo male, proprio alle 13, nel momento in cui in cui scendeva la marea, e stanno aiutando la città. Venice Calls si chiamano, mi pare, no? Questo gruppo di ragazzi, ed è giusto dare loro visibilità, e si stanno adoperando per ripulire la città di Venezia. Guardateli quanti sono, studenti e non solo.
che aiutano i negozianti, gli imprenditori, i residenti. È importante che tutto venga documentato, come ha ribadito anche poco fa il sindaco Brugnaro. Il governo ha stanziato 20 milioni nel pomeriggio ieri, guardate un materasso totalmente da buttare, così come guardate quanti sacchi neri dell'immondizia purtroppo erano non solo suppellettili ma la vita di molti veneziani e molti imprenditori, e sono diventati rifiuto. Centinaia di sacchi neri che i ragazzi stanno portando a smaltire dopo un lavoro immane in queste giornate e che continua anche nella giornata di oggi. Così appunto voglio essere più preciso, Venice Calls, sì, associazione nata nel 2018 per fornire aiuto concreto e gratuito ai veneziani in difficoltà, soprattutto in queste occasioni con l'alta marea è entrata in case e negozi, e questo è un lavoro fondamentale, importantissimo, che stanno dando i ragazzi. Un altro post, vediamo se lo possiamo leggere. Scene di solidarietà, i titolari del ristorante ai gondolieri ad Orsoduro donavano pasta e vino a chi era in difficoltà, tra costoro una coppia che aveva perso lavatrice, frigorifero e persino materasso. È un video postato dal governatore Luca Zaia, a questo punto ve lo mostriamo, lo facciamo anche sentire un video. Sono tutti chiusi e allora noi cerchiamo per l'acqua alta. Per l'acqua alta, allora noi diamo comunque da mangiare. Vuoi pasta o vuoi? No, cerchiamo di aiutare. Tipo... Donano pasta e vino per la cena ai gondolieri, a trattoria ai gondolieri. Insomma, non è pubblicità, stiamo facendo servizio come loro hanno aiutato le persone bisognose, perché di questo si tratta nelle ore complicatissime. Allora, questo è sempre il Lido, adesso vediamo un altro video sempre di Lorenzo Maier, Lido, le spiagge, guardate, ancora mare in burrasca di fatto, mare agitato insomma. E la cosa preoccupante è che quello che ci ha detto Giorgio D'Este poco fa, assessore che segue la protezione civile anche per il comune di Venezia, cioè anche questa delega, oltre alla sicurezza, che la preoccupazione è dalle 15, quando si alzerà di nuovo il vento di scirocco e quindi renderà più complicato, come vi spieghiamo sempre, questo vento dal mare, far defluire le acque proprio al mare, e quindi anche l'abbassamento della marea. Stiamo preparando un reportage del nostro direttore Luigi Bacialli, che era in acqua questa mattina a documentare quello che accadeva nella sua Venezia. È pronto, sono 139 centimetri in questo momento la marea che sta scendendo, mentre vediamo ancora queste immagini del mare dal Lido di Venezia, le spiagge devastate. Lorenzo Maier ci ha mostrato per primo le condizioni in cui versa la parte esterna dell'hotel Excelsior, quello dei divi, quello della mostra del cinema. Ancora queste immagini, stacchiamo, rivediamo per intero il reportage del nostro direttore Luigi Bacialli di questa mattina. Eccoci qua, buongiorno, 10:20, siamo in zona salute proprio a 2 passi dalla Basilica, e 1:45 ovviamente, come potete vedere, le case che sono... Cioè in genere sono quelle più protette perché è una zona abbastanza alta, a 1,45 vanno sotto, no? L'acqua è già entrata, non entra soltanto dalle oltre le paratie, ma anche dai pavimenti, e sale da lì. Andiamo a vedere qua verso il Canale Grande, c'è il Santa Maria del Giglio, dove di sotto arriva la gondoletta. Asse, rifiuti, dappertutto, acqua all'interno delle abitazioni, salgono anche dai pozzi neri, per cui dentro le abitazioni c'è un odore tremendo.
E qui siamo in Calle San Gregorio che porta alla salute. Questa è la chiesa di San Gregorio. Questo qui si salvano perché hanno alzato il pavimento e qui invece da quest'altra parte non c'è speranza di sottrarsi alle acque alte, basta che siano oltre 1,35, 1,40 e si va sotto anche qua. Andiamo, vediamo qua. Praticamente il Canal Grande è entrato in questa calle e ovviamente ha allagato tutto il sestiere e non c'è niente da fare. È passato in zona della laguna, qui di solito i turisti prendono la gondola per andare dall'altra parte del Canal Grande. E qui siamo ovviamente sul Canal Grande, vedete un motoscafo della polizia, altre imbarcazioni, non è interrotto del tutto il traffico, ci sono ovviamente le barche di chi continua a lavorare, di elettricisti che stanno andando a sistemare gli impianti. Vedete le bandiere proprio lì sullo sfondo del Consiglio regionale, quindi il vento è piuttosto forte, il Consiglio regionale si è allagato, c'è una chiatta davanti, stanno probabilmente riparando i danni dell'allagamento dell'altra notte ed è probabile che entri di nuovo l'acqua anche questa mattina. Qui davanti in fondo la chiesa di Santa Maria del Giglio, il Gritti Palace dove va a dormire, dove soggiorna Woody Allen e altre star del cinema durante la mostra, allagato anche il Gritti come sapete con gravissimi danni. E qui vedete lì, proprio quel palazzo più alto è il palazzo della prefettura e della ex provincia. Buongiorno Antenna 3 Nord-Est, poi mandiamo in onda il video tra pochissimo, ma voi lavorate anche in queste condizioni? Andare dove c'è meno acqua, però per andare dobbiamo passare. No, perché uno pensa, quando c'è quest'acqua alta, gli operatori ecologici non lavorano, invece no. Bisogna Pensano. andare avanti, tirare il carro più forte. Cosa prevedete? 1,70 al momento, adesso siamo a 1,50. Previsioni erano 1,60, speriamo che rimanga 1,60, speriamo anche a manco che siano sbagliati. Ecco, e poi dove portate i carrelli? Dove state andando? Alla barca. Quindi raccogliete e poi andate alla barca? Sì. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Ecco qua ovviamente galleggia di tutto, vedete gialle, c'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, le squasse, quella è proprio la classica squassa che galleggia e ovviamente poi ci sono le pantegane che nuotano, si immergono e poverette anche loro a volte sono in difficoltà e tentano di mettersi in salvo, le si vede su qualche pietra d'Istria e qui c'è una che prima andava velocemente e che adesso ha rallentato e che adesso si è spenta, ma poi tra un po' il motore a un certo punto rallenta e subito dopo riprende. Siamo sempre in zona del sestiere di Dorso Duro, alla salute non c'è un'anima viva, come vedete là in fondo ci sono le barche della Vesta, della raccolta dei rifiuti. Sapete che per un mese è stata sospesa la TAR, questo è un dato che ha dato un minimo di conforto ai veneziani che di tasse sui rifiuti ne pagano una montagna.
Ed ecco i danni all'interno di un'abitazione, tipica abitazione veneziana al pian terreno, vedete materiale portato fuori, ovviamente qui la corte, questa piccola corte è tutta piena d'acqua, le paratie servono a poco o nulla perché, come potete vedere, l'acqua che ha bagnato questo divano è completamente fradicio, esce dal pozzo nero, forse si nota proprio il gorgoglio dell'acqua che esce lì nell'angolo di questo rettangolo che è uno dei pozzi neri di questa abitazione. Quindi l'acqua esce prevalentemente dai pavimenti, si pensa che bastino le paratie, invece guardate che problemi ci sono. Ovviamente tutti cercano di salvare il salvabile. Il frigorifero qui è stato messo sopra un tavolo perché gli elettrodomestici sono ovviamente i più vulnerabili. La cucina qui, quando è entrata l'1,87 l'acqua è entrata nei cassetti, perché se aprite questi cassetti esce l'acqua. Qui non ci sono pompe di sentina, ma le pompe di sentina in ogni caso servono a ben poco. Beh, è straordinario questo racconto, reportage del nostro direttore Luigi Bacialli si rende conto molto bene di quello che è accaduto e che sta succedendo. Preoccupazione alle 15, si alza di nuovo il vento di scirocco. Voglio ringraziare i nostri telespettatori, abbiamo una marea di sms, ora di video, li facciamo vedere. Federica Gasparini dal Lido, questa è la condizione del Lido, nel video che ci ha mandato. Dei piccoli grandi reportage li stanno facendo proprio anche i nostri telespettatori per aiutarci a documentare un po' tutta l'area del Veneto colpita, del veneziano in particolar modo, e questo è un altro video che appunto Federica ci ha inviato poco fa insieme ad altri, insieme a Roberto, tra poco lo mostreremo, a Burano, e quindi la zona del Lido degli imbarcaderi, come vedete. Anche questa signora anziana con gli stivaloni. Guardate che situazione c'è questa mattina. Allora, subito da Ilaria Marchiori, comando della Polizia Locale, che è insieme al comandante Marco Agostini. Vai Ilaria. Sì, eccoci qui col comandante della Polizia Locale Marco Agostini, che naturalmente ha i minuti contatissimi perché deve tornare assolutamente a monitorare la situazione. Comandante, allora, una marea più bassa di quella dell'altra sera, però che sta defluendo decisamente più lentamente. È un'altra cosa, nel senso che le condizioni meteo dell'altra sera sono state condizioni, diciamo, uniche e che hanno provocato di fatto un'acqua unica, perché 1,87 è un'acqua storica. Qui abbiamo una condizione di marea e di vento soprattutto differente, in cui c'è lo scirocco che ci ha pompato dentro l'acqua e che rallenta il deflusso, tant'è che in 1 ora e 20 è sceso di meno di 10 centimetri. Esatto, poco. E all'isola di Burano siamo tuttora a 151-152 centimetri. È chiaro, le condizioni di oggi sono meno impetuose di quelle dell'altro giorno, per cui non abbiamo avuto i danni, non tanto perché l'acqua non è salita fino all'1,87, ma perché non c'erano le condizioni di vento, di mareggiata, di cose che ha spaccato i pontili, che ha staccato le barche dagli ormeggi, eccetera. Quindi oggi meno danni fondamentalmente? Oggi meno danni, un po' la gente era preparata di più, perché l'1,87 non era pronto onestamente nessuno, ma non perché non avessimo allertato per quello che potevamo allertare, ma perché comunque la preparazione per mareggiate fino all'1,60. Ormai i veneziani, diciamo, sono attrezzati, anche se il termine non mi piace, ma insomma sanno affrontare chi all'1,40, chi all'1,60. Riesci a mettermi doppia finestra? Sono condizioni
di estremo disagio, di molti danni materiali perché i frigoriferi al piano terra saltano, gli impianti elettrici saltano, ma è un'altra condizione. In questo momento ad esempio abbiamo problemi di rifornimenti alimentari nei supermercati perché molti supermercati sono chiusi perché è entrata l'acqua, ha fatto saltare il frigo e ha fatto saltare le casse. Ecco, questa è una cosa importante, quindi come si può fare? Vuole lanciare una qualche sorta di appello in questo caso? Senza nessuna situazione di panico, ma la gente deve capire che avrà qualche disagio per qualche giorno, per cui i rifornimenti, chi ha la roba la prenda, sappia che insomma, avremo ancora 2 giornate un po' più complicate, anche se con maree inferiori a quelle di oggi. 2 giornate, stiamo parlando di oggi, domani, di sabato e domenica? Ancora sabato e domenica. Diciamo per oggi non dovrebbe succedere più niente. Domani dovremmo avere 1,20 m, domenica 1,30 m, 1,40 m, anche se a 48 ore di anticipo è un po' la sfera di cristallo. Ovviamente. Certo, perché anche martedì, insomma, tardo pomeriggio. No, martedì era una condizione assolutamente diversa, nel senso che noi lunedì sera avevamo un solo modello che ci diceva però 158 e quindi pensavamo a una marea eccezionale, ma una marea eccezionale a livello di 1,60, non di 1,87. L'1,87 era assolutamente imprevedibile. Le chiedo una cosa, da veneziano e da comandante, aveva mai visto una situazione come questa? Io sono sufficientemente vecchio per aver visto l'alluvione del 66. Ecco, non volevo insomma parlare della sua età, però lei può fare un confronto. Ero in prima elementare nel 66 ed ero molto contento che le scuole erano chiuse, ovviamente, per cui, come tutti i ragazzi. Come tutti i ragazzini. C'è una grande differenza, perché nessuno lo dice, ma la legge speciale e tutti gli interventi hanno portato, uno, che non esiste più l'alimentazione a gasolio degli impianti di riscaldamento, per cui la città si sporcherà, avrà tutte le difficoltà, però non è coperta dal gasolio, che era uno dei grandi problemi, e dal carbone. Sì. Ricordiamoci che nel 66 avevamo carbone e gasolio. Adesso abbiamo impianti sostanzialmente a gas o elettrici. Certo, molti hanno fatto l'investimento delle vasche per la protezione dall'acqua alta, i negozi si sono attrezzati ad avere la parte bassa comunque in materiale impermeabile da lavare in caso, per cui e nessuno mette più la roba per terra. Ecco, quindi la quantità di danni è comunque... Mi devo chiedere scusa per qualche istante, dobbiamo rientrare in studio e sganciarci. Io ringraziamo anche per la testimonianza molto forte, l'appello di Marco Agostini, comandante della polizia locale, perché ha raccontato anche dell'episodio del 66, ha detto molto chiaramente quello che si devono aspettare i veneziani per le prossime ore. Chiediamo scusa al comandante, da Christian Arboit subito, perché c'è il ministro Franceschini. Intanto ringrazio Roberto per il video che ci ha inviato da Burano, che è proprio quello che citava adesso il comandante della polizia locale, cioè quei 151 centimetri che ancora ci sono a Burano in questo momento, e quindi lo vedremo. Vai Christian! Avere visto direttamente i luoghi, avere girato per Venezia, dà un'impressione purtroppo di un disastro molto più grande di quello che le sole immagini televisive trasmettono. E quindi vedere direttamente e soprattutto parlare con chi sta già seguendo queste ore, dal sindaco al presidente della regione a tutte le strutture periferiche del Ministero dei Beni Culturali che dai primi minuti stanno seguendo il censimento dei danni, dà il senso che ieri è stato importante il primo intervento del Consiglio dei Ministri, ma quei 20 milioni sono solo per le prime emergenze, come chiaro. Qui serve un intervento molto più ampio, più forte, entrare in negozi allagati, vedere i mosaici di San Marco coperti dall'acqua, vedere le piazze e le strade di Venezia trasformate in torrenti, veramente dà il senso di quello che il mondo sta capendo, cioè una cosa che richiede un intervento forte, complessivo, che non si fermi quando si spengono i riflettori, come purtroppo
capiterà e capita in tutti i casi di calamità naturali, quindi le strutture periferiche del MIBAL sono mobilitate in un censimento dei beni culturali. Abbiamo presentato un emendamento che consentirà di estendere l'art bonus, l'incentivo fiscale per chi dona per il recupero del patrimonio culturale, anche a tutto il patrimonio ecclesiastico di Venezia. Sono più di 50 le chiese che hanno avuto danni, sono state invase dall'acqua. Abbiamo trasferito qui una parte dei nostri caschi blu della cultura, i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, per i primi interventi. Insomma, stiamo facendo tutto il possibile, ma ripeto, una cosa è affrontare l'emergenza, un conto è gli interventi strutturali e le risorse per fare tutto il possibile per contrastare il fenomeno delle acque alte. Dei mosaici, cosa ci può dire? Dei mosaici della Basilica? Una parte, soprattutto la cripta, sono state nel 12 anche in parte oggi invase dall'acqua, si stanno censendo i danni, per fortuna non sono danni irreparabili, ma comunque danni ci sono. In prospettiva quali risorse potrà mettere in campo il governo? Abbiamo ragionato già ieri in Consiglio dei Ministri appunto rispetto alle risorse per la prima emergenza, ma sarebbe ben altro rispetto ai primi 20 milioni che sono importanti ma coprono le urgenze, di rifinanziare la legge speciale per Venezia. Ragioneremo tutto il possibile anche in termini di risorse e anche in termini di norme, perché Venezia è una città che richiede regole particolari. In particolare da questo pomeriggio ci sarà la possibilità di donare attraverso un SMS, in modo che chi vuole dare un segnale per Venezia, che è patrimonio non soltanto dell'Italia ma dell'umanità, come dice l'UNESCO, come ricorda l'UNESCO, ci sia anche un meccanismo volontario di donazioni, e l'art bonus aiuterà anche questo. Abbiamo preso degli impegni col Patriarca. Sul commissario straordinario invece? Fa parte dell'ordinanza di ieri, che si va in quella direzione. Le paratoie Patriarca, gli accordi quali sono? Non abbiamo fatto accordi, il Patriarca mi ha mostrato la situazione di San Marco richiede degli interventi di prima emergenza ma richiede degli interventi strutturali, quindi troveremo le risorse. Secondo lei quanti soldi servono? Ma non è il problema solo di San Marco, che è il luogo più simbolico, sono tante le chiese sulle che c'è una situazione complicata dei campanili, che sono monitorati anche da questa mattina dall'Agenzia Spaziale per capire i micro spostamenti che vanno controllati anche per ragioni di sicurezza. Prima il Presidente Zaia diceva che non serve almeno 1 miliardo per fare... Io non mi sento di fare cifre, le cifre vanno fatte con certezza, quindi va fatto prima un censimento dei danni, le strutture del Ministero stanno cominciando a raccogliere tutte le segnalazioni, capite che c'è anche un problema di emergenza, è difficile capire i danni finché c'è l'acqua e quindi vedremo, e dopo la quantificazione ci saremo impegnati come Parlamento, non credo soltanto come maggioranza, come Governo, per trovare le risorse necessarie. Le paratoie del Mose sono già tutte installate, però si parla ancora di 2 anni di attesa perché possa funzionare. È stato nominato, il tempo è stato troppo lungo nel passato, è stato nominato un commissario, una persona efficiente e quindi impegno massimo per fare il prima possibile. Grazie a voi. Allora mi sembra molto importante quello che ha detto Dario Franceschini. Ecco, il numero di siamo SMS qui con il ministro pomeriggio. Ferdinando. Ecco. Ferdinando, ecco, Ministro, serve un piano straordinario per la cultura a Venezia. Serve un piano straordinario per Venezia. Parlare di Venezia e distinguerla dal patrimonio culturale è quasi impossibile, perché non è un tema di edifici vincolati in un tessuto urbano che non merita tutela. Qui è tutta Venezia che merita tutela e quindi l'intervento deve essere complessivo. Servono molte risorse che si dovranno trovare. Le immagini stanno facendo il giro del mondo, un danno per la cultura, un danno anche per l'Italia. Sicuramente sono immagini che in qualche modo aumenteranno l'amore che tutto il mondo ha per Venezia, quindi se è patrimonio dell'umanità ci aspettiamo anche dei meccanismi di solidarietà internazionale e impegno ovviamente il Parlamento e il Governo a fare tutto il possibile per evitare che in futuro si ripetano fenomeni di questo tipo. 20 milioni... La natura si può contrastare con le tecnologie nella misura massima possibile. 20 milioni di euro adesso, subito, e dopo quale sarà il prossimo step? Non è il momento di fare cifre, prima si censiscono i danni e poi si fanno cifre, i 20 milioni sono solo per la prima emergenza. Grazie. Bravissimo, bravissimo davvero Cristian, bravissimo. Ecco Ferdinando. Bravo, perché sei riuscito a fermare ancora il Ministro per alcune altre domande, ma tantissime dichiarazioni, una sulla quale ci vogliamo concentrare, a parte, e lo facciamo vedere tra pochi istanti Nicola quando è pronto la grafica, ma stiamo con queste immagini di Cristian, perché dal pomeriggio sarà attivo il numero di SMS solidale. Attenzione, questa è una notizia importantissima. Voglio ringraziare anche Paola Barbato perché ovviamente come tutti in questo momento è in difficoltà, ma ci riusciamo qua sopra, qua sotto, ovunque e non è facile anche trasmettere
in diretta. Beh, togliamo pure allora queste immagini adesso, mettiamo quelle del conto corrente, che è quello che sappiamo fino ad adesso, e appunto sarà attivo un numero di SMS solidale dal pomeriggio. Questa è una notizia importante che ci ha dato in diretta pochi istanti fa. Eccolo qua, grazie ragazzi, il ministro Dario Franceschini. Eccolo qui, l'Iban IT 24T 030 6902 117 160, poi 18767, questa è la causale contributo emergenza acqua per il Comune di Venezia, emergenza acqua alta, la causale la vedete, lo riproporremo, non vi preoccupate, poi ci sarà l'SMS che è la cosa più immediata e più semplice per tutti noi, appena lo sapremo, se sarà il 45505 solito più o meno, poi lo vedremo. Quando sarà ufficiale lo terremo in onda in modo che si possa vedere, che lo possiate diffondere anche attraverso i social. Ecco, questo sì, facciamo appello alle menti normali dei social che possano sfruttare questa che è una notizia ufficiale e non le scemenze che circolano. State attenti, aiutateci a smentirle le stupidaggini che girano e ascoltate le fonti ufficiali in queste ore. Lo ripetiamo ancora una volta. Il consorzio Venezia Nuova, attenzione, c'è un'altra notizia importante. Anche Chioggia subisce l'effetto dell'acqua alta, certo. Dov'è? Nel 2020 sono programmati sollevamenti ogni 45 giorni. Il Mose. Allora, fate attenzione, questa è una notizia che fa sapere il Consorzio Venezia Nuova. I sollevamenti sperimentali delle dighe del Mose. Luca Zaia al Balbi mi fa sapere che il governatore è al Palazzo Balbi. Allora, Nicola, coordinati con Cristian e con Paola in modo che possano raggiungere il governatore a Palazzo Balbi, che dopo queste nottate, queste giornate intere con gli stivaloni e in mezzo all'acqua alta e i sopralluoghi continui è tornato a Palazzo Balbi. Allora, tra poco mandiamo la pubblicità in modo da poterci riorganizzare, quindi spostiamo Cristian e Paola, vi prego, Palazzo Balbi dal governatore in modo da poter dialogare con lui più diffusamente. Per me, dunque, torno al dato del Consorzio Venezia Nuova e del Mose, i sollevamenti sperimentali delle dighe del Mose sono già programmati per tutto il 2020 al ritmo di 1 ogni 45 giorni circa. Lo fa sapere l'ANSA dal fonte del Consorzio Venezia Nuova. Le movimentazioni, è stato precisato, non hanno subito interruzioni. Dopo la scoperta di alcune vibrazioni il 21 e 24 ottobre scorsi, durante il test alla bocca di porto di Monamocco, si è deciso di far slittare la prova di sollevamento dell'intera barriera che era programmata per il 4 novembre. Ma attenzione, una volta ogni 45 giorni si alzerà il Moser nel 2020, prove sperimentali. Bellunese, neve, pioggia e blackout elettrici in varie zone del Bellunese, stanno impegnando la protezione civile della provincia, Terna, ARPA, Venel, ANAS e altre strutture. La situazione è abbastanza tranquilla e sotto controllo perché il quadro meteo non è neanche paragonabile a quello verificatosi con Vaia. Lo dice il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi in costante aggiornamento con la sala operativa della prefettura. Le ultime previsioni meteo parlano di medie di 80-90 mm di precipitazioni, punte di 120-150 nell'arco delle 24 ore, soprattutto al Pago, Feltrino. Il limite della neve si sta alzando e questo provocherà la fusione del manto bianco già accumulato. In base a queste previsioni c'è il codice rosso in quanto si possono generare frane e problemi sulla rete idrografica secondaria. La principale non presenta problemi al momento. La Presidente del Senato Casellati, per me vedere Venezia così è un grande dolore. Abbiamo investito moltissimo nel Mose, ha aggiunto, penso che bisognerebbe ultimarlo per evitare che succeda il disastro che ha investito la vita delle persone e l'economia del Paese. Allora, tanti altri aggiornamenti. Anche Chioggia subisce l'effetto, il livello massimo raggiunto alle 11.35 di 146 centimetri, 151 a Burano. Voglio dare spazio a Roberto, scusami Andrea, poi andiamo in pubblicità. Roberto che ci manda questo video da un nostro telespettatore da Burano, vediamo e sentiamo.
the restaurants and stuff. It's still a beautiful city, and for me being the first time that I'm here, it's still beautiful and it's a very unique experience, but I know it really affects, you know, all the businesses and stuff. I didn't know that this could happen, like this is going, I didn't know that it will get this flooded. I honestly had no idea. Well, it's a bit exceptional this year, it's actually very high. Roberto da Burano, dove ci ha fatto vedere quello che è la condizione in questo momento. Nicola, il governatore ci chiede con che tempi arriviamo a Palazzo Balbi, proviamo a dare una risposta. Intanto vi mostro Chioggia, il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà nell'aula consigliare. Di avere un commissario, il commissario Mose, dovrebbe essere appunto Elisabetta Spitz. Cerchiamo di riuscire a chiudere in fretta anche con il comitato interministeriale. Già il 26 novembre andiamo incontro a poter capire meglio la governance, ma soprattutto le tempistiche per il mondo. Sono le grandi temi che dobbiamo portare insieme. E ripeto insieme perché è troppo facile dividersi continuamente. Sono problemi che resteranno tutte le prossime generazioni e vanno affrontati insieme. Nel passato abbiamo lasciato forse senza forse in mano a dei corrotti che hanno mangiato e divorato le nostre risorse pubbliche su quest'opera che invece doveva essere costruita, doveva essere già in opera da alcuni anni e aver già difeso Chioggia da questa ondata così alta. Poi andiamo invece sul CDM di ieri sera. Ho chiamato il Consiglio dei Ministri immediatamente, dimostrazione per il primo soccorso 20 milioni di euro. È una cifra che sembra poco, ma ripeto, è una cifra che è adatta per il primo soccorso, quindi per le opere che vanno fatte subito. Questa mattina a Venezia. Allora, così il primo contributo di Anna Maria Parisi da Chioggia per quanto riguarda l'incontro con il ministro D'Incà che abbiamo sentito in diretta questa mattina. Intanto un'immagine ancora dall'aula consigliare, quello che si vede di Chioggia, sempre Anna Maria Parisi, il ministro D'Incà che era in diretta questa mattina con noi, in collegamento con Nicola Zanetti. Sentiamolo ancora. Ah no, è un video brevissimo, niente, scusate. Allora, c'era qualcos'altro da mostrare che non ricordo più, ancora Pellestrina, sempre Lorenzo Maier. Lo faccio rivedere. Ok, allora, se è possibile, io farei rivedere Matteo Salvini prima della pubblicità. Dimmi Nicola se possiamo, quindi l'incontro questa mattina, la visita dell'ex vice premier, il leader della Lega Matteo Salvini, che appunto ha visto anche la Basilica di San Marco, ha visto tutta la condizione della città di Venezia. La notizia, ve la ripeto, importante, intanto la preoccupazione tra un'ora si rialza allo scirocco, avete sentito anche le notizie che riguardano la montagna, visto un po' quello che succede a Burano, ancora 151 centimetri, che è quello che ha riportato il capo della polizia locale, il comandante Marco Agostini, polizia locale di Venezia. Sentiamo Matteo Salvini questa mattina, poi pubblicità brevissima e torniamo perché stiamo andando a Palazzo Balbi a raggiungere il governatore Luca Zaia. Salvini. Fa male vedere Venezia in questa maniera. Sì, è che sia l'ultimo autunno, come condividiamo col Patriarca, le proposte ci sono, abbiamo fatto una proposta molto concreta, 1 miliardo da destinare subito per aiutare cittadini e commercianti, 1 miliardo da prendere dove, perché altrimenti tutti sparano soldi che non ci sono. Nella manovra economica del governo ipotizza di dare 3 miliardi di euro a chi farà la spesa pagando con la carta di credito il bancomat. Si dia 1 miliardo subito a chi è sott'acqua. E poi il Mose che sia l'ultimo commissario, non abbiamo visto troppi di commissari, e sarà fondamentale coinvolgere la città, il comune e la regione. Coinvolgere i territori? Assolutamente. Quello che viene gestito a livello centrale evidentemente non è abbastanza efficiente, presente, questa è l'autonomia sul Mose, comune e regione non sono mai stati coinvolti, quindi. Però non è il momento delle responsabilità, è colpa sua, è più colpa di quell'altro ha sbagliato, siamo a novembre, che sia l'ultimo autunno sott'acqua. Le soluzioni ci sono, i soldi si possono trovare, anche perché il Patriarca mi ricordava giustamente che ci sono 180 chiese a Venezia, non solo Piazza San Marco, e quindi c'è da parlare poco. Io ci tenevo a portare la solidarietà non solo a Venezia, ma penso a Pellestrina, penso al Polesine, penso a Carlo, penso a Chioggia, e si parte.
che spero che lunedì il Parlamento si unisca e non si divida. Il coinvolgimento dei territori, lei dice, e l'autonomia? È fondamentale, è fondamentale. Il Mose è un esempio, se il sindaco non è coinvolto, se il governatore non è coinvolto, e dipende tutto da commissari mandati da Roma, poi per carità, l'Italia è bella perché sono 8.000 campanili, sono 8.000 comuni, sono diversi, Venezia è diversa da Padova e Milano è diversa da Palermo, e quindi le soluzioni devono essere locali, non centrali. Sull'ambiente, sui cambiamenti climatici e sulle risorse necessarie si gioca anche la campagna elettorale. Gioca il futuro dei nostri figli più che altro. Dalla redazione mi chiedono cosa l'ha colpito in particolare di questo spettacolo. Che ci sono i veneziani al lavoro, cioè hanno l'acqua alta, sono entrato nei negozi, in piazza, delle calli, e c'è gente che non è lì che aspetta, sicuramente il governo deve fare la sua parte, gli italiani stanno aiutando, però c'è gente sulle impalcature che sta lavorando, sta guardando gli impianti elettrici, in chiesa, in basilica ci sono 70 lavoratori che giorno e notte sono lì perché c'erano le tombe dei patriarchi sott'acqua, quindi mi colpisce e mi commuove il fatto che, guarda, nei negozi c'è gente che aspetta che l'acqua scenda per tornare a sistemare tutto. Questo non deve ovviamente esimere lo Stato da fare il suo. Quindi la capacità di reazione dei veneziani. Ma mi ricordo quando sono stato in Veneto, ahimè, in elicottero l'anno scorso per il disastro in montagna, e mi colpisce la voglia di questa gente. Ripeto, il governo deve fare il suo e 1 miliardo deve saltare fuori, con le buone o con le cattive. E l'Europa può fare qualcosa? Spero. I nostri europarlamentari veneti sono già al lavoro, anche se non ho gran fiducia sulla tempestività e sui tempi di reazione dell'Europa. Facciamo noi, dai.